Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione. Di nuovo insieme dunque, buon inizio di settimana in questo 11 luglio 2022. Tanti i temi che affronteremo come sempre in queste 2 ore e mezza in diretta con voi dal territorio del Veneto, del nord-est. Torneremo evidentemente a parlare di Marmolada, della tragedia della Marmolada. Iniziano da oggi le ricerche della cosiddetta fase 2 che andranno avanti ancora con i droni, soprattutto per la ricerca degli ultimi reperti dopo ormai più di una settimana dalla tragedia del serracco di ghiaccio crollato e le 11 vittime ormai purtroppo accertate, ma c'è anche il timore per il turismo della zona. Ne parleremo fra poco. Torneremo a parlare del Covid, ovviamente, con i contagi sempre in salita e un picco che si attende per fine mese. Ci sono anche le preoccupazioni e le indicazioni di EMA ed AIFA in queste ore. Avremo anche però uno sguardo a cosa succede fuori dall'Italia, come viene gestito il Covid a Shanghai, in Cina. Tornerà a trovarci via Skype l'imprenditore bassanese Riccardo Parise, che ci ha già raccontato nei mesi scorsi il lockdown duro, insomma l'obiettivo Covid-0 e quella gestione molto dura del Covid nel paese, appunto a Shanghai e quindi in Cina, per vedere quindi un altro modo di gestire il Covid, mentre appunto si attende questo picco estivo qui da noi in Italia. Torneremo a parlare dell'incubo del taglio del gas e quindi di un piano austerity eventualmente pronto per l'Italia dall'estate in poi. E anche quelle che sono le fragilità del governo, soprattutto nel rapporto tra maggioranza e Movimento 5 Stelle. Torneremo a parlare di Gay Pride a Treviso, ritorno del 23 luglio, sarà argomento di dibattito anche per la nostra parte finale con gli ospiti politici. Torneremo a parlare ovviamente della giornata di ieri, soprattutto lo sfilamento degli alpini, ma anche la 3 giorni, un bilancio insomma di questi 3 giorni di adunata triveneta che abbiamo seguito costantemente con le penne nere ad Asiago. Tanti temi, ma come sempre andiamo subito alla cronaca delle ultime ore per fare un po' il punto della situazione, e la cronaca delle ultime ore ci dice che è ancora in fuga il 31enne cittadino marocchino che nella notte tra sabato e domenica ha coltellato e ucciso un connazionale trentenne a Lendirare in provincia di Rovigo. Vediamo questo video realizzato dalla Voce di Rovigo proprio sul posto dell'omicidio avvenuto tra sabato e domenica. Sono allertate in questo momento tutte le forze dell'ordine in Veneto alla ricerca dell'omicida che è fuggito dopo aver sferrato un colpo con un coltello da cucina alla gamba della vittima, una trentenne appunto che è morto per dissanguamento dopo che gli si era recisa l'arteria femorale. Dicevamo, Lendinare in provincia di Rovigo, in via Camignola, una lite violenta tra i due, presenti anche altri connazionali, uno di loro ha anche tentato di calmare gli animi, è stato ferito, portato in ospedale, è stato medicato e dimesso. Nulla da fare invece per il trentenne che è morto dissanguato, e continuano le ricerche dei carabinieri, delle forze dell'ordine per questo 31enne cittadino marocchino in fuga da sabato notte. E poi a Scorzè nel Veneziano, con una comunità che è sconvolta per la morte a soli 6 anni di un bimbo, Davide, stroncato da una leucemia fulminante. È morto a 6 anni a causa di una leucemia fulminante. Al piccolo Davide Favaron di Scorzè era stata diagnosticata una rara forma di leucemia all'ospedale di Padova. Una febbre che non cessava, la stanchezza e la situazione improvvisamente precipitata in appena 10 giorni, quando il suo cuore ha smesso di battere. I medici non pensavano ad un decorso così veloce e violento della malattia. Il bambino non aveva mai avuto problemi particolari di salute. Una notizia che sta straziando tutto il paese e che si stringe attorno a mamma Francesca, a papà Fabio e al fratellino Nicolò. Un bambino dal sorriso dolcissimo e dai grandi occhi che amava i dinosauri e che a settembre sarebbe dovuto andare in prima elementare. Dal Veneziano al Vicentino, a Grumolo delle Abbadesse, un incendio scoppiato sul tetto di un'abitazione, provvidenziale l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Grumolo delle Abbadesse. Un pauroso incendio ha devastato il tetto di un'abitazione in via Parini che i vigili del fuoco, intervenuti in forza, hanno impedito si estendesse all'intera abitazione e agli edifici circostanti.
È accaduto nel pomeriggio di ieri. Le operazioni si sono protratte fino in tarda serata. Nessun ferito, ma l'appartamento è stato dichiarato inagibile per il percolamento di materiale dal tetto. Qui era installato un impianto fotovoltaico di circa 70 metri quadri, causa molto probabile dell'incendio. A stabilirne l'origine i pompieri giunti da Vicenza e Arzignano con 2 autobotti, un'autoscala e 14 operatori. E ancora dal Vicentino e caccia al pirata della strada che nel pomeriggio di ieri a Attiene ha tamponato un motociclista ed è fuggito. Tiene. È ancora grave, il motociclista ricoverato ieri sera in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso. È stato vittima di un incidente avvenuto lungo la provinciale 384 in direzione Vicenza. Verso le 19 il motociclista in sella ad una Yamaha è stato urtato e speronato da un'automobile Kia in prossimità di un rallentamento del traffico poco prima della rotatoria di via Cappuccini. Uomo e motociclo sono stati sbalzati sul terreno agricolo adiacente alla carreggiata, mentre l'automobilista è fuggito senza prestare soccorso. È stato grazie alle numerose testimonianze che la polizia locale nord-est è riuscita a rintracciare e a identificare il conducente della vettura, che nel frattempo aveva raggiunto il cortile privato della sua abitazione a Malo. L'uomo è stato condotto in caserma per accertamenti. La montagna adesso, ma prima di parlare della Marmolada parliamo dell'ultima vittima in montagna ieri. Si chiamava Marco Clerico, aveva 59 anni, era di Peveragno in provincia di Cuneo, l'alpinista esperto, morto ieri dopo essere precipitato dalla ferrata Alleghesi sul massiccio del Monte Civetta. Era stato il gestore del rifugio Torrania dell'allarme nel primo pomeriggio, avvertito da un escursionista di passaggio che aveva visto precipitare una persona. Clerico era il vicepresidente del CAI di Peveragno e con alcuni amici del club alpino italiano era in gita sociale nel Bellunese. Infatti le sezioni di Peveragno e quelle di Belluno sono gemellate. Lavorava a Cuneo in un'azienda che si occupa di comunicazione visiva. Era andato in pensione proprio da alcuni giorni. L'ultima vittima sulle montagne bellunesi e la lista delle vittime più grave, lo sapete, è quello della Marmolada, le 11 vittime accertate dopo le analisi scientifiche del reparto investigativo speciale dei Carabinieri, il RIS, insomma abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Adesso inizia la fase 2, caratterizzata da ricerche con i droni per 10 giorni e la successiva raccolta dei reperti ogni 3 giorni. Questa è la fase 2, dunque che durerà tra i 10 e i successivi 10 giorni. Poi è prevista la cosiddetta fase 3, la valutazione con una parziale riapertura della montagna. E intanto ieri un sorvolo particolare per alcuni dei familiari delle vittime, mentre resta l'eco anche della messa in suffragio di sabato a Canazei. Ora il servizio di ieri della nostra Anna De Roberto. Era domenica, era più o meno l'1:30 del pomeriggio e mi era un cosino che facevo servizio e ho sentito tutto panico sulla veranda perché la finestra che guarda proprio fuori e niente, tutti che siga valanga, la prima valanga che va al neve ho pensato non ve n'è e quando che guarda fuori dalla finestra era una gran nube bianca che arrivava, ti sentivi che era anche se sigava aiuto e ti vedevi su che era persone. Il ricordo di Luca Toldo al suo primo anno al rifugio Capanna Ghiacciaio. Il giovane gestore è stato tra i primi ad intervenire salvando la 29enne Laura Sartori travolta da ghiaccio e detriti. Era una domenica di sole come quella di oggi, la scorsa, quando la sfida della salita a Punta Penia si è trasformata in una tragedia. Ad una settimana dal crollo del Seracco, questa mattina alcuni familiari delle vittime hanno sorvolato la zona a bordo dell'elicottero insieme ad alcuni psicologi. Un momento definito dalla dottoressa Mania emozionante e commovente. Nelle stesse ore la seconda superstite della tragedia tedesca ricoverata e curata a Belluno veniva dimessa dall'ospedale dal quale si congedava con una lettera di ringraziamento a tutto il personale. Anche oggi mi sono sentita molto meglio, scrive, grazie a tutti quelli che si sono impegnati per me, lo apprezzo molto. Rimane invece ancora in prognosi riservata Davide Carnielli, il giovane trentino ferito sulla Marmolada è in cura all'ospedale di Treviso. Ieri a Canazei la chiesa parrocchiale a fatica riusciva a contenere tutte le persone che hanno assistito alla messa in suffragio delle vittime officiata dal vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol e dall'arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Il messaggio più forte è quello che mi fa dire che nel dolore di questi familiari che hanno visto in un attimo perdere la vita dei loro cari è nascosta la chiave di volta della vita, l'amore.
la dignità dei familiari e il grande sforzo dei soccorritori paragonati da Tisi al buon sammaritano. Insieme la montagna rimasta sola ci provoca a ripensare completamente il nostro rapporto col creato e a tornare a chiamarlo fratello e sorella e a non contrapporci ad esso. Soccorritori che saranno al lavoro ancora per 2 settimane a terra e con i droni, ma ad una settimana esatta dal crollo il quadro della tragedia sembra composto. 11 sono le vittime. Ora la speranza è che possano tornare a casa al più presto per celebrare le esequie e dare loro una degna sepoltura. Così ieri la nostra Anna De Roberto, che poi ha sentito anche il parroco di Guarda, la frazione di Montebelluna in cui nacque 31 anni fa Gianmarco Galina, una delle 11 vittime, l'unica vittima trevigiana della Marmolada. Marmoladi, quante volte l'ho fatta, anche con i ragazzi, ma sempre dalla parte di qua, dal lago Fedaia, si andava su Punta Penia, ma è tranquilla, non è una montagna assassina come si è dimostrato, probabilmente è stata una fatalità. Non sono ancora tornati a casa i coniugi Gallina, mamma e papà di Gianmarco, 32 anni, una delle vittime della Marmolada riconosciute insieme alla compagna Manuela Piran. Sono ancora a Canazei. A riferirlo una delle vicine della famiglia di questo nuovissimo quartiere che per giorni ha vissuto ore di angoscia insieme ai familiari di Gianmarco. A loro oggi si è rivolto Don Maurizio Pellizzer, parroco di Guarda proprio da 32 anni. Nelle sue parole il ricordo di Gianmarco, quel ragazzo timido che vedeva giocare con il fratello. Io ho conosciuto la famiglia quando i bambini erano ancora piccoli, che hanno frequentato qui, poi loro si sono spostati in altre vie, ma sempre qui di Guarda. Tutta la comunità, tutta la parrocchia siamo vicini a loro e non abbiamo parole, perché una cosa così repentina, così tragica, ti lascia sgomento. Vicini a loro con l'affetto e con la preghiera, le esequie di Gianmarco potrebbero essere celebrate in Duomo, spiega Pellizzer, immaginando anche il grande afflusso di gente che quel giorno vorrà dargli l'ultimo saluto e sostenere la famiglia in questo dolore immenso. Secondo me ci vuole un po' di tempo per macinare dentro tutti questi fatti, questi avvenimenti, ci vuole un po' di tempo, non si può dargli dire il Signore ti aiuta, il Signore è qua. Loro capiranno poi un po' alla volta, i genitori, adesso li vedrò senz'altro, non c'è altro insomma. Ancora alla cronaca, ma andiamo a Venezia. Il cadavere di un uomo disteso su una panchina a pochi passi da un ingresso laterale della Biennale è stato scoperto stamane a Venezia. A notare il corpo è stato un passante. Sul posto si sono recati gli uomini della polizia scientifica della questura di Venezia. La morte dell'uomo sarebbe da attribuire a un gesto estremo dalle notizie che filtrano dagli investigatori. Accanto al cadavere è stata trovata una pistola. Al momento non si conoscono le generalità dell'uomo, che quindi si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola, a quanto sembra dalle prime informazioni delle forze dell'ordine giunte sul posto. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco, ma torniamo alla grande giornata di ieri, lo sfilamento delle penne nere ad Asiago, l'evento clou della 3 giorni del raduno triveneto, della dunata triveneta degli alpini, un abbraccio davvero di Asiago alle penne nere. Allora vediamo questo primo servizio che racconta proprio del momento cruciale della giornata, con anche i sindaci, non solo le penne nere, a sfilare per le strade della città di Asiago. Sezione di Treviso. L'ammassamento alle 9 del mattino, poi il lungo corteo aperto da fanfare, gonfaloni e autorità, gli alpini in armi, le sezioni estere, i gruppi storici rievocatori e le migliaia di penne nere, oltre 10.000 la stima, arrivate da Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per dare vita al lungo sfilamento con cui si è conclusa la 3 giorni alpina di Asiago. Viale della Vittoria, il Sacrario, luoghi simbolo della città che vedono sfilare per l'intera mattinata, tra due ali di folla e di tricolori, l'orgoglio alpino in diretta dalle prime battute fino alla conclusione sulle emittenti di Media Nord-Est, con le sezioni trevigiane come sempre numerosissime. In almeno 2.000 hanno raggiunto l'altopiano. Stai dietro appena un passo da te, non dobbiamo scavare in chissà quale libro di storia, ma... Quasi 3 ore di sfilamento, concluso con il tradizionale passaggio della stecca tra Asiago e la città che ospiterà la prossima triveneta, Belluno.
Amor di patria, rispetto del tricolore, fratellanza, solidarietà, coraggio, determinazione, volontà di essere e soprattutto di fare. Di tutto questo, come sindaco di Belluno, non posso che esserne fiero ad accogliere il prossimo raduno del terzo raggruppamento nel 2023. Infine la Maina Bandiera è la città che, sciolta dall'ufficialità, ha respirato a pieni polmoni l'atmosfera di festa. Non è una manifestazione folcloristica, questo è un momento di coesione che ricorda tutto quello che è stata l'attività di un anno. Stiamo parlando del terzo raggruppamento, quindi il nostro nord-est, definiamolo così, ma è anche la volontà per ringraziarli. La Regione è qui, diciamo, in forte presenza per ringraziare gli alpini per tutto quello che fanno. Si pensa alla protezione civile, all'attività sanitaria, il Covid e molto altro ancora, il soccorso alpino, insomma tutte le attività di volontariato, e direi che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. E le altre voci della dunata di Asiago nel prossimo servizio. Sentiamo che cosa ci fa sentire. Cominciamo con Merlo che fa l'alba. Le voci, i volti, le storie, la dunata del terzo reggimento, la dunata triveneta di Asiago è stata soprattutto questo, con la città che ha accolto con calore le 10.000 penne nere arrivate da tutto il nord-est e non solo. Roberto Punta, il presidente della sezione di Perth, West Australia. Ecco, però lei l'alpino quando l'ha fatto, dove l'ha fatto? L'ho fatto a Codroipo nell'87, ottavo 87 a Codroipo, poi a Udine, e sono emigrato a Perth nel 95. Il pensiero va alla Naia e c'è chi l'ha fatta ai nani che hanno segnato la storia alpina e italiana. Ha fatto il calo a Gemona, ha fatto tutto a Gemona e con il terremoto ero lì dove sono stati i 29 morti e con Eliano siamo orgogliosi perché è un gruppo ancora in vita. In 2000 dalla Marca, in sfilata le 4 sezioni, oltre a Conegliano, Treviso, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, per ciascun comune una fascia tricolore fiera di esserci. Ho scelto di venire insieme ai miei alpini con la corriera perché così abbiamo cominciato questa festa già da stamattina alle 6. Un'emozione grande perché gli alpini, che ne so, non si sa perché, però portano sempre festa e allegria. Gli alpini incarnano veramente lo spirito del volontariato e quindi al di là delle necessità, delle esigenze, dei bisogni o delle situazioni, loro ci sono sempre. I valori degli alpini e la responsabilità di guidare una comunità paragonabili a una marcia, una salita. Sono proprio le questioni di questo giorno in cui abbiamo visto quanto la montagna può essere bella, stupenda, ma anche pericolosa, e se non la si sta ad ascoltare non se ne prende cura. Asiago che fa sembrare Rimini e le polemiche che ne sono seguite ancora più distanti. Noi vogliamo anche ormai far scemare, ecco, questa storia che è diventata polemica, insomma, quindi la vogliamo far scemare all'insegna proprio che di ciò che noi veramente siamo, di ciò che vogliamo rappresentare, anche delle sane e buone tradizioni. Forse molti sanno intanto che tra i sostenitori degli alpini c'è anche un personaggio particolare come Papa Francesco, e quello che ha definito il suo cappello da penna nera è custodito da anni in una casa di Piavon di Oderzo, una storia che inizia però con un momento tragico. Sentite. Abbiamo girato la macchina e in qualche maniera poi è spuntata questa signora tutta quanta, diciamo, cianotica, impaurita, e che mi diceva: salvami perché ho un bambino, salvami perché ho un bambino. Inizia da questo momento tragico la storia del cappello da alpino di Papa Francesco. E inizia con una macchina che lungo questa strada di Piavon di Oderzo sbanda e finisce in canale una fredda mattina di febbraio del 2016. Io appena sono entrato, che ho aperto la porta, è uscito un po' di tutto e ho visto dentro questa sagoma umana, che per me era una persona morta, a cavallo del sedile dietro, e gli ho detto a mio fratello, a mio papà: dobbiamo tirarla su comunque. Nel legare le cinghie di traino, che non è stato semplice perché con temperature a -3 sotto zero, e voglio dire dentro nell'acqua, era un po' difficoltoso, abbiamo girato la macchina e in qualche maniera poi è spuntata questa signora e l'ho rassicurata dicendogli: tu non ti negherai più. Un salvataggio che ha fatto diventare Graziano Tonon alpino di quell'anno e che gli ha fatto scrivere una lettera a Papa Francesco.
Io devo scrivere 2 righe a sua santità, perché la bravura umana sì, però che una donna rimanga 45 minuti sott'acqua a -3 sotto zero senza avere c'è stata una mano di qualcuno. Graziano non solo riceve risposta, ma viene convocato in Vaticano, dove incontra il Papa. Ha nelle mani un cappello confezionato per il Santo Padre, che lo accetta con un ma. E lui, quando ha visto questo cappello alpino, è rimasto molto sorpreso, perché gli alpini ce li ha veramente nel cuore il Papa. È rimasto sorpreso, siamo stati lì a parlare credo per diversi minuti. Mi ha detto: questo cappello è mio, questo cappello lo considero mio, un tuo omaggio è mio, lo ridò a te perché tu sia il custode del mio cappello alpino. Ecco perché in casa Tonon una teca particolare custodisce questo cappello, segno di fede e altruismo, che sono l'essenza dell'essere alpino. E lì l'alpinità si è espressa secondo me al massimo, perché aver dato di nuovo, ripeto, una mamma a un bambino così piccolo, qualcuno evidentemente mi ha detto: tu devi andare lì e fare questo gesto, e io l'ho fatto. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo alla cronaca. Nel corso del primo semestre 2022 a Schio sono stati registrati 151 sinistri stradali, che comunque sono nella media rispetto agli anni precedenti. Ciò che non è nella media invece è il numero di questi incidenti che sono correlati all'uso di alcol e all'uso di sostanze stupefacenti, perché sono stati ben 14 correlati all'alcol e 2 correlati all'uso di stupefacenti. Incide dunque per oltre il 10% l'abuso di alcolici tra le cause di sinistro stradale dall'inizio dell'anno nel nord della provincia di Vicenza. È l'aspetto saliente più drammatico del bilancio delle sanzioni comminate fino a metà anno nel territorio di competenza della Polizia Locale dell'Alto Vicentino. Quasi 300.000 euro complessivi di sanzioni sono finiti nelle casse comunali, un dato però in diminuzione rispetto allo scorso anno, che conferma la tendenza già registrata nel periodo del lockdown. L'abuso di alcol negli incidenti stradali non incide solo sulle cause dei sinistri, ma induce anche l'aumento di un altro reato molto grave di natura penale. Desta preoccupazione anche il fatto che ci sono state 5 fughe con omissione di soccorso, probabilmente dovute proprio al fatto che le persone che sono rimaste coinvolte nel sinistro e che forse l'hanno cagionato erano in stato di ubriachezza e hanno pensato bene di darsela a gambe prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Si rende necessario potenziare la prevenzione degli incidenti stradali contro gli effetti della piaga dell'alcolismo da una parte, con l'aumento dei controlli stradali con alcol test, ma soprattutto attraverso la repressione culturale dello sballo nei giovani, obiettivi principali perseguiti in tutta la provincia e in varie forme dal questore, che recentemente ha sospeso l'attività per alcuni locali che hanno somministrato alcolici ai minori. Sono state sensibilizzate le associazioni di categoria e tutti diciamo così, gli esercizi pubblici al fine di far percepire loro la problemaca, la criticità di questa situazione. Abbiamo trovato in senso generale molta consapevolezza e molto spirito di compartecipazione, proprio perché è un problema sentito da tutti. E proprio per questo motivo io personalmente ho fatto sapere che qualunque tipo di violazione di questo genere verrà sanzionata nel modo più severo possibile. E ubriachezza molesta che diventa poi violenza è all'origine di diversi episodi di violenza tra Castelfranco e Loria 2 notti fa, 2 sere fa, violenze avvenute negli ospedali. L'allarme lanciato ieri dal direttore dell'ULSS 2 Benazzi nelle nostre dirette. Sentiamo. Urla e offese in pronto soccorso contro i medici e il personale delle forze dell'ordine. Ennesima nottata difficile, questa volta all'ospedale di Castelfranco Veneto, dove i sanitari sono stati costretti anche a chiedere rinforzi per gestire una situazione che altrimenti avrebbe potuto sfuggire di mano. Il primo episodio scatenato dall'arrivo in pronto soccorso di un giovane marocchino che sosteneva di essere stato picchiato dal buttafuori di una discoteca di Castelfranco Veneto perché molesto. L'arrivo dei suoi amici ha scatenato l'inferno. Lui è stato medicato, poi sono arrivati i suoi amici che hanno alzato un po' il tono della voce in pronto soccorso, i nostri gli hanno detto di stare tranquilli e la cosa è finita lì. Ecco, quelle turbolenze che le persone hanno sentito era perché erano arrivato un gruppo di ragazzi che evidentemente erano all'interno della discoteca con lui, che hanno voluto venire per capire lo stato del soggetto che ovviamente lamentava
queste ferite di essere stato picchiato. Il secondo episodio con l'arrivo di un altro giovane, questa volta completamente ubriaco, insieme ad un connazionale. Entrambi, insieme a degli amici, avevano passato la serata in un locale a Loria. Uno dei due giovani rischia la denuncia per resistenza pubblica ufficiale. Alle 5 del mattino, nonostante le sue condizioni, è andato in escandescenza perché voleva essere dimesso immediatamente. Tutti episodi che hanno rallentato il lavoro dei sanitari, episodi di violenza, anche verbale, non nuovi negli ospedali la notte, tanto da convincere il direttore generale Francesco Benazzi a predisporre turni notturni sempre con personale per la maggior parte maschile. Notte cerchiamo di mettere anche un infermiere uomo in modo tale da garantire che anche se i ragazzi si calmino un attimo, che se trovano solo infermieri donne qualche volta pensano di poter fare quello che vogliono, insomma. L'ULSS 2 avrebbe bisogno, spiega Benazzi, di almeno 25 tra psicologi e psichiatri. Purtroppo siamo abituati a questo, evidentemente soprattutto d'estate, quando i ragazzi sfogano un po', come dire, il loro senso di libertà in modo, direi, esagerato. Questo comporta poi disagi per tutti gli altri. Adesso è finito il concorso degli psicologi, noi speriamo che Azienda Zero ci metta subito a disposizione la graduatoria, ne abbiamo estremamente bisogno, li mettiamo anche qualche volta in sostituzione dei psichiatri che non riusciamo a trovare, quindi nel SERD, nella psichiatria, cioè nelle aree più a rischio. Adesso apriamo la pagina del Covid e allora gli ultimi aggiornamenti dall'Azienda Zero parlano di un leggero rallentamento nel numero dei contagi, ma come sapete così funziona durante i weekend. Intanto però i Covid point si stanno riaprendo, insomma la situazione resta di massima attenzione e proprio in queste ore il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il CDC e l'Agenzia Europea dei Medicinali, EMA, raccomandano la somministrazione del secondo richiamo di vaccino anti-Covid a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili. Si legge nell'aggiornamento delle linee guida in risposta all'attuale situazione epidemiologica. Non c'è tempo da perdere, dicono i CDC e EMA, sulla nuova campagna di vaccinazione per gli over 60 e le persone vulnerabili. Invito, dice Stella Kyriakides, la commissaria UE alla salute, invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e a farsi vaccinare, così che proteggiamo noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili. Kyriakides evidenzia che i vaccini approvati in Unione Europea funzionano e offrono buoni livelli di protezione contro malattie gravi e contro la ospedalizzazione. Un altro invito sempre dall'Europa è quello di pianificare ulteriori richiami durante le stagioni autunnali e invernali per le persone a più alto rischio di malattie gravi, possibilmente combinando, come già successo, la vaccinazione Covid-19 con quella contro l'influenza. Queste le raccomandazioni europee agli Stati membri, tutto questo mentre ci si avvicina molto probabilmente al picco dei contagi di quest'estate. Ce lo conferma in questo servizio il professor Massimo Guerriero. Crescere velocemente e dobbiamo essere allertati, direi non allarmati, ma certamente allertati, perché la base da cui partiamo è una base consistente e quindi il fenomeno potrebbe assumere una velocità importante nel giro di pochissimi giorni. Saranno giorni decisivi, prossimi per l'andamento della nuova ondata di Covid-19. I numeri dei contagi in Veneto si mantengono elevati, 6.997 nelle ultime 24 ore, 1.334 nella Marca Trevigiana, dove gli attualmente positivi sono quasi 16.000, 150 i positivi ricoverati negli ospedali trevigiani, 4 quelli in terapia intensiva. Essendo la diffusione una diffusione di tipo esponenziale e non partendo noi da una situazione di zero contagio, ma da una situazione in cui il contagio è già piuttosto sostenuta, la velocità con cui cresce la curva è sotto gli occhi di tutti, è rapidissima. Nella Marca da domani orari dei punti tampone estesi a Treviso, Altivole e San Vendemiano per dare una risposta alla richiesta di test sempre più crescente, decisamente più lento l'incremento dei decessi.
per fortuna è in leggera crescita e speriamo resti tale, e così anche per le ospedalizzazioni. E grossolanamente potremmo dire che c'è una scala di 1 a 10, cioè oggi la mortalità è 10 volte inferiore rispetto a quello che osservavamo con riguardo al vaccino. E proprio a riguardo dei vaccini i numeri sono tornati ad aumentare, 653 ieri in Veneto, 602 dei quali dosi booster. Intanto il virus sta per toccare l'ennesimo picco, atteso a giorni. È verosimile, a meno che il virus non prenda una velocità ancora più importante, che quindi raggiunga il suo punto di massimo in tempi più ravvicinati. Così in Italia, così in Veneto soprattutto, dove ci si chiede, insomma un po' come in tutta Italia, se ci si è tolti troppo presto le mascherine, se era il caso di mantenere una certa prudenza anche nelle normative. Questo accade in Italia, ma noi, come abbiamo fatto l'ultima volta in aprile, lo ringrazio per questo, diamo anche uno sguardo su quello che accade fuori dall'Italia e su come viene gestito il Covid in un paese particolare come la Cina, che ha deciso di mettere in atto una strategia che si chiama Covid-0, cioè raggiungere gli 0 contagi al giorno, e per questo ha messo in piedi un vero e proprio lockdown ormai da mesi. Allora ci colleghiamo, lo saluto e lo ringrazio come sempre, con quello che abbiamo di fatto nominato inviato sul campo, il nostro corrispondente all'estero, Riccardo Parise. Buongiorno. Inviato di guerra pandemica. Diciamo ecco, inviato di guerra pandemica, Parise da Shanghai, lo ricordiamo, quindi come sempre le dico buonasera. Buongiorno perché a tutti. Da voi è sera. Allora, in aprile lei ci aveva raccontato questo mondo veramente incredibile, una città in lockdown. Allora facciamo vedere anche quelle immagini che ci aveva girato all'epoca con i container, la gente appunto chiusa nei container, quelle qui o negli stabili, insomma, erano gli asintomatici positivi questi, no? Con il controllo che veniva fatto costantemente, gente di nuovo chiusa in casa, lockdown e la città deserta, insomma le vie deserte della città. Adesso siamo a luglio, quindi dall'ultima volta che ci siamo sentiti era in aprile, sono passati un po' di mesi. Le chiediamo com'è la situazione, se è raggiunto il famoso Covid-0 oppure la situazione è ancora, come dire, la strategia è ancora quella della durezza nei confronti del Covid. Si sorride un po'. L'abbiamo raggiunto per un giorno il Covid-0, ma la dichiarazione che fa il governo è che si è raggiunto il Covid-0 nella società, e questa denominazione dice tutto per come il governo cinese sta trattando la pandemia, nel senso che non è vero che ci sono stati 0 casi qualche giorno fa. Oggi a Shanghai se ne contano 69, ma sono quelli che sono all'interno della città. Ma quello che succede oggi, dopo 60-80 giorni di lockdown stretto, è che chi è contagiato, chi risulta contagiato, viene prelevato e riportato in quei centri di cui avete fatto vedere poco fa i video. Quindi non è vero che sono 69, semplicemente sono quelli contabilizzati all'interno della città, cioè della società. Ecco, queste immagini queste immagini sono emblematiche. Questo grattacielo cosa ci racconta? No, questo è un gruppo di 8-10 grattacieli da 30 piani l'uno, che ieri sono stati chiusi perché all'interno di quel, noi lo chiamiamo compound, cioè di complesso di palazzine, fate un po' il conto, 30 piani, 8 palazzi, c'è una persona che è entrata in contatto con un positivo in un altro luogo, e quindi hanno deciso di chiudere tutti per 7 giorni, 2 all'interno del proprio appartamento, test il primo, il secondo, il terzo, il 7° giorno, e solo dopo 7 giorni, se nessuno di loro sarà contagiato, potranno riaprire tutto il complesso. Questo solo per un contatto? Per un contatto? Per un contatto. Per un contatto. Mentre questi gazebo cosa sono? Perché oggi la regola... Perché appunto 60 giorni di lockdown stretto, maggio le persone potevano uscire di casa, in 15 giorni non c'era la catena alimentare, cioè si provvedeva solo a quello che si era trattenuto in casa. Giugno le persone potevano uscire di casa ma rimanere all'interno del proprio cortile. Dal 1° giugno hanno aperto.
ma hanno stabilito delle regole, per cui se sei contagiato vai nel centro Covid ma non vieni contabilizzato. Se tu entri in contatto con un positivo, vieni portato in un Covid hotel per 7 giorni. Se sei un contatto di un contatto, rimani a casa per 7 giorni. In quei 7 giorni ti fanno i test. E questi sono gazebi che vengono utilizzati sulla strada per... Chiedo scusa. Sì, perché dal 1° giugno la regola è che il Green Code dura al massimo 72 ore, è digitale, cioè è nel proprio telefono, quindi non può essere cartaceo, e per andare in qualsiasi luogo pubblico, dai trasporti ai ristoranti, ai negozi, bisogna avere un Green Code valido per 72 ore, e quindi dal 1° giugno hanno disseminato la città di migliaia di gazebi, perché ognuno deve provvedere a fare il test. I test sono gratuiti, almeno per tutto luglio, ma sicuramente poi estenderanno. Quindi ogni 2 giorni e mezzo, tutta la popolazione è tenuta a fare il test. La domenica mattina, adesso per tutto giugno e per tutto luglio, la domenica mattina il test è obbligatorio nella propria palazzina. Tutte le persone, tutti i 23 milioni di abitanti di Shanghai devono fare il test obbligatorio. Anche per andare in taxi, mi diceva? Assolutamente sì. Prima vi ho mandato un'immagine giusto esemplificativa, cioè qualsiasi luogo pubblico ha un QR code, noi abbiamo il telefono, facciamo vedere al tassista, al negoziante che abbiamo il Green Code, ma noi segnaliamo la nostra posizione, e quindi di conseguenza nel momento in cui qualcuno prima di me dovesse essere passato in quel taxi, loro sanno che io subito dopo sono passato e di conseguenza divento un close. Senta, e di conseguenza poi assumono la... Allora, sembra pazzesco. No, certo, sembra sempre pazzesco quando ci racconta queste cose, ma poi la realtà è questa. Quello che ci si chiede, è vero, è una società diversa, ma il controllo come si fa? Come si fa? Perché uno si può chiedere, ok, tutti devono farsi questi controlli nei gazebo. Il controllo come viene attuato? Il controllo è semplicemente, allora, se tu vuoi rimanere in casa e non uscire mai di casa, puoi non fare i test, non è obbligatorio, ma tu appena esci di casa e vai al supermercato devi avere il Green Code. Quindi di fatto tu sei una persona che davvero non fa nulla nella vita e rimane segregato in casa. Nel momento in cui metti il piede fuori e fai una cosa banale, anche solo prendere la frutta, devi far vedere il Green Code al negoziante e devi certificare la tua posizione. Quindi il controllo è automatico, non ci puoi scappare a meno che tu non voglia vivere nella società. Ecco perché lo chiamano casi zero nella società, perché poi se loro scoprono oggi che tu sei positivo, entro oggi sostanzialmente ti vengono a prelevare a casa e ti portano nei centri Covid. Quindi nella contabilità di domani tu non esisti. Quindi ti vengono fisicamente a prelevare in casa? Sì, ti vengono fisicamente a prelevare a casa con situazioni che si sono verificate insomma davvero spiacevoli, cioè madri che sono state portate via con il neonato che allattava, persone anziane, insomma si sono verificate situazioni insomma piuttosto importanti. Ecco, in questo caso soprattutto se sono stranieri, appunto vengono allertate le ambasciate, i consolati che cercano di dissuadere ovviamente le autorità a gestire almeno i casi più importanti in modo diverso, insomma. Già all'epoca si diceva, a tempi del lockdown duro e puro che ci raccontava, nonostante una certa, come dire, abitudine all'obbedienza della popolazione, c'erano state comunque delle situazioni anche di, tra virgolette, ribellione. Questa cosa poi è continuata oppure si è accettata questa linea? Sul finire di maggio, cioè quasi al 60° giorno, quando loro avevano iniziato a dichiarare che il 1° giugno avrebbero aperto, ci sono stati in alcuni palazzi, in alcune situazioni, come dire, un accordo di massa e tutti sono scesi in strada per dimostrare ovviamente il loro malumore, ma si è fermato lì. Dopodiché il 1° giugno hanno aperto, ma non per esempio non i ristoranti li hanno aperti 2 settimane fa, i negozi fondamentalmente. Ma questa è l'enorme differenza tra le due società di cui avevo già parlato, cioè
Obbedienza, non so come la vogliamo chiamare, è come dire, la consapevolezza che secondo loro, nella maggioranza dei casi, questo è il modo giusto per combattere il virus. E effettivamente è vero che loro in 2 mesi sono riusciti a ridurre praticamente a zero Omicron, e voi fate 90-120 mila casi al giorno, insomma. Ecco, guardandolo invece da Shanghai, cosa dice di quello che sta accadendo qui? Insomma, ci parla dell'ondata estiva, fortunatamente non ha ancora risvolti inquietanti sui ricoveri, che è un po' sempre il campanello d'allarme. Però insomma ci si comincia a chiedere, ci si è già cominciati a chiedere se forse si è allentata troppo presto, insomma, la restrizione. Dal vostro punto di vista, dal suo punto di vista, cosa dice? Sono delle scelte. Io ho scelto di rimanere qua e quindi di conseguenza seguo queste regole. In Italia ce ne sono in questo momento altre. È giusto o sbagliato? Allora, adesso è estate. Sento quotidianamente decine di persone in Italia, metà, 3/4 delle quali hanno avuto o hanno Covid, ma mi parlano di raffreddore, mal di gola. Quindi di conseguenza, secondo me, questa cosa deve andare avanti così. Ritornare a condizioni stringenti, secondo me, oggi è impensabile, a meno che in autunno non succeda qualcosa di eclatante, un'altra variante, qualcosa di c'è. Ma ormai, secondo me, da voi si parla di immunità di gregge ed è giusto che sia così. Qui si parla di tolleranza zero e per loro è giusto così, è una scelta. Quindi insomma la convivenza con il virus, insomma, è la scelta che è stata fatta, insomma, dall'Occidente o almeno fino adesso, insomma, da parte dei paesi occidentali. Ci dice com'è la situazione delle frontiere? Stavo proprio dicendo questo. Il problema è che in questo momento questi 2 mondi sono chiusi, non c'è comunicazione, perché qui adesso hanno un po' allentato, perché prima c'erano, per poter arrivare in Cina, ma solo se già si è residenti, bisognava fare 14 giorni in un loro hotel più 7 rinchiusi in casa. Adesso sono diventati complessivamente 10, di cui 7 in hotel e 3 a casa, ma solo se si è residenti. Quindi tutte le persone che non hanno appunto un visto di residenza o un visto di lavoro ancora non possono uscire. Giorni fa, quando hanno dichiarato in maniera pomposa che avevano raggiunto Covid-0, avevano detto questa è la soluzione giusta e la attueremo per i prossimi 5 anni. Ovviamente la popolazione cinese, anche loro hanno cominciato a sobbalzare, però il rischio è questo, cioè ci rendiamo conto che probabilmente questa pandemia andrà avanti ancora 1, 2, 3 anni, l'Occidente ci conviverà e la Cina probabilmente continuerà ancora con questo sistema. Quindi tutto quest'anno, ovviamente, probabilmente anche l'anno prossimo, il sistema sarà questo, cioè la gente ormai entrerà nel mood che, come vedete appunto nei gazebo, ogni 2 giorni si va a fare il test. Ecco, una cosa su questa è una differenza, come dire, marcata, cioè oggi mi fanno il test, stamattina mi fanno il test, entro 4-6 ore io ho il risultato. Ho un collega che sta rientrando dall'Italia e praticamente vive a Brescia, non in un paesino, a Brescia, ma deve andare a Milano a fare un test perché ha bisogno del risultato entro 48 ore e solo a Milano gli garantiscono questa tempistica, cioè 48 ore. Qui ce lo danno in 4-6 ore. Quindi l'apparato qui è mostruoso, perché fanno dozzine di milioni di test tutti i giorni e nel giro di poche ore tutti hanno il proprio risultato. Con il lavoro, come ormai è tutto digitale, insomma, come si gestisce poi un'attività lavorativa in queste condizioni? Questa è effettivamente, questa è un'altra di quelle cose che non dicono, cioè quanti punti di PIL di prodotto interno loro hanno perso questi mesi, Shanghai piuttosto che la Cina, decisamente tanti. Non lo dicono, ma è oggettivamente così. Il problema è che anche qui le persone si muovono il minimo indispensabile, non vanno troppo nei negozi, di conseguenza l'economia, il terzo settore, il retail non sta funzionando come dovrebbe. Io che lavoro ovviamente poi con l'Italia, vendo un prodotto di lusso, insomma, da una parte abbiamo la crisi energetica, i costi che stanno ovviamente aumentando esponenzialmente, dall'altra comunque un calo
ovviamente del desiderio, della volontà di acquistare, perché oggettivamente le persone cercano di stare anche safe, perché se tu vai in uno shopping mall, in un grande magazzino, è passato un positivo, tutte quelle persone, centinaia di persone, vengono o lasciate a casa per 7 giorni o portate in un Covid hotel. Quindi più di qualcuno si fa ogni tanto qualche considerazione. Certo, quindi insomma, da quello che ho capito, il piano del governo è di avere queste regole, questa durezza, almeno quest'anno, il prossimo anno e forse addirittura 5 anni, insomma, dipenderà poi dall'evolversi del virus. Questo è quello che... La strada è quella. Esattamente. Assolutamente sì, finché non ci sarà un'evoluzione mondiale, la pandemia non è più pandemia ma è semplicemente un'influenza come effettivamente è. Loro continueranno ad attuare questo metodo, e quello che è pazzesco per noi occidentali, ma per loro è condivisibile, che la maggioranza della popolazione questa cosa, non c'è rivoluzione. È evidente che poi quelli che, insomma, i benestanti, quelli che hanno comunque vissuto nell'Occidente vivono ovviamente molto peggio questa cosa, loro fanno le loro scelte. Allora, un dato eclatante è che gli stranieri qui stanno scappando, c'è un'uscita di massa di stranieri pazzesca. Io ho metà dei miei amici se ne sono andati praticamente definitivamente, perché hanno deciso che non è sostenibile questo stile di vita. Probabilmente più di qualche cinese ci sta facendo un pensierino. La sua scelta è quella invece di restare? Ma Francesca partorirà a fine settembre, quindi per forza di cose dobbiamo rimanere qui. Allora ci dà anche una bella notizia, dai. Torneremo a Natale, finalmente, dopo 3 anni, perché alla fine sono 3 anni che per un motivo o l'altro non riusciamo a tornare. E abbiamo la nostra azienda e di conseguenza, insomma, in questo momento stiamo decidendo ancora di rimanere qua e di tenere duro. Questo è un po' il proposito. Bene, grazie davvero Riccardo Parise, congratulazioni anche per il lieto evento di settembre. Allora magari ci sentiremo proprio in quei giorni lì, o magari quando tornerà a Natale e magari finalmente riusciremo ad averla qui in studio. Grazie grazie Riccardo Parise, buon lavoro. A voi, buona giornata. Grazie davvero. Quindi uno spaccato ancora una volta davvero particolare, come avete visto, di questa gestione del Covid. La scelta resta in Cina della linea dura, come avete sentito, non esente anche da critiche, ma viene accettata definitivamente poi come la linea giusta da seguire, completamente diversa da quella invece che viene adottata qui, insomma, qui non solo qui, in tutta Europa, dove la soluzione è quella della convivenza con il virus. Allora, non so se abbiamo già in collegamento la nostra Valentina Visentin da Padova, non ancora. Allora io andrei avanti in attesa di collegarci con Valentina Visentin, che ci racconta una storia davvero particolare a proposito di violenze e di donne. Tornerei a parlare però restando sul tema Covid, del recupero delle prestazioni mediche appunto che non sono state eseguite durante la pandemia. C'è ancora una cifra molto alta in tutto il Veneto di mancato recupero delle prestazioni anche in ULSS 3, e c'è la CGIL che si appella a governo e regione. Il servizio sulle liste d'attesa con la CGIL, lo dico alla regia che ringrazio, Alberto Piovesani e Simone Merlo. La CGIL punta il dito contro il mancato recupero da parte dell'ULSS 3 delle prestazioni sanitarie perse durante il Covid, tra visite ambulatoriali ed esami di laboratorio. L'azienda sanitaria conferma i numeri e le difficoltà dovute anche all'ondata epidemica in attesa di quest'estate, ma assicura di aver portato a termine almeno i 2/3 del totale programmato dal piano di recupero 2022. La CGIL però controbatte. Emerge in modo chiaro che molte prestazioni sono recuperate intorno al 50-60%, alcune addirittura al 30%.
Quindi questo fa capire in modo chiaro cosa? Che per fare un piano credibile, vero di prestazioni, le ULSS devono essere dotate degli strumenti per farlo. Oggi senza personale questo è molto difficile, ma servono anche investimenti organizzativi, digitali, innovativi. Il sindacato, che siederà a un tavolo con l'azienda sanitaria, insiste sulla necessità del potenziamento degli organici. Oggi recuperare queste prestazioni rinviate è difficilissimo. È difficilissimo perché c'è una grave carenza di personale e quello che noi chiediamo da questo punto di vista sono misure straordinarie. Investimenti in risorse per assunzioni subito di tutte le professioni sanitarie, dai medici agli infermieri, agli operatori sociosanitari, ai tecnici. Serve un potenziamento degli organici perché dobbiamo far fronte a una nuova emergenza che è sotto gli occhi di tutti con l'aumento dei contagi e il recupero delle prestazioni. I bisogni di salute non possono più essere sospesi, non possono più essere rinviati o altrimenti le ricadute saranno su tutta la popolazione, in special modo su quella anziana che rischia di essere più colpita. Quindi il governo, le forze politiche, la regione si impegnino congiuntamente per trovare le risorse e dare un futuro alla sanità veneziana. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Padova. Rieccoci in diretta. Allora, lo dicevo prima della pubblicità, adesso andremo a Padova per raccontarvi una storia proprio con la diretta protagonista di questa vicenda, la nostra Valentina Visentin. Quante volte abbiamo sentito dire, quando parliamo di violenze nei confronti delle donne, violenze sessuali, se vai in giro così, qualche commento, no? Se la cercano. È una frase che questa ragazza di 20 anni padovana ha sentito dire da una amica, e allora durante una sfilata di un concorso di bellezza Miss Venice Beach andato in scena a Jesolo ha deciso di fare un gesto che è una provocazione ma anche un modo per riflettere proprio su questi pregiudizi nei confronti delle donne. Allora Valentina, sei con la protagonista di questa vicenda, grazie e vai pure con il collegamento. Esattamente, qui con me c'è Martina Evatore, 20 anni appena, è molto emozionata, ma condivide con noi questo messaggio perché l'altro giorno, qualche giorno fa, una sua amica, anche in buona fede, vero Martina, le ha detto: guarda, se vai vestita così magari ti può capitare qualcosa, te la cerchi. E così Martina durante la sfilata ha deciso di mostrare invece com'era vestita la sera in cui 3 anni fa è stata avvicinata e molestata da un uomo qui a Padova. Com'è rivestita Martina e che messaggio vuoi lanciare? Io avevo gli stessi esatti vestiti che avevo alla sfilata, una giacca militare, una maglietta nera a maniche lunghe e dei pantaloni neri larghi fino alla caviglia e delle scarpe normalissime, sportive. Infatti un abbigliamento normale purtroppo ha scatenato lo stesso un'aggressione. Ancora ti ricordi, piuttosto pesante? Purtroppo sì, ancora mi ricordo, è stato il 29 luglio 2019, all'incirca verso mezzanotte, andando ad un compleanno. Ecco, quindi il messaggio che vuoi lanciare è: non importa l'abbigliamento, cioè le violenze possono accadere in qualsiasi caso. Assolutamente sì, il mio messaggio era assolutamente: non importa come una persona è vestita, perché nella mente dell'aggressore potrebbe comunque scattare lo stimolo di molestare, appunto, di una molestia. Soprattutto alle ragazze, non sentitevi in colpa se vi succede qualcosa e magari avete una gonna corta o una maglietta a maniche corte, insomma, perché purtroppo da vittima di violenza a volte ci si sente in colpa. Sì, io mi sono sentita abbastanza libera per come ero vestita, però devo ammettere che se fossi vestita con un vestito avrei avuto un po' di senso di colpa, anche se sinceramente non avrei dovuto, ed è una cosa che non dovrebbe accadere. Ognuno dovrebbe vestirsi come gli piace senza aver paura di un'aggressione. Quindi, insomma, un invito ad abbattere tanti pregiudizi e stereotipi che circolano anche in questo periodo. Assolutamente sì, che vada questo messaggio sia alle ragazze più giovani che anche a donne più adulte che magari sono madri, che possono lanciare a loro volta il messaggio ai loro figli. Allora, con questo messaggio così importante ringraziamo ovviamente Martina. Volevo chiedere una cosa a Martina, se non sbaglio si chiama Martina. Come hanno reagito le altre ragazze al concorso di bellezza? Insomma, hanno solidarizzato con lei oppure erano imbarazzate? Come hanno reagito?
Adesso glielo chiedo subito. Mi chiedono come hanno reagito le altre ragazze al concorso di bellezza quando tu hai lanciato questo messaggio. Sono state molto dolci con me e mi hanno detto appunto che era un fatto molto importante da raccontare, che avevo avuto coraggio e che probabilmente molte di loro forse non avrebbero reagito. Hai avuto tanti applausi anche. Sì, devo dire, non me l'aspettavo assolutamente, ho cercato di essere più seria possibile perché volevo che il messaggio non perdesse valore e rimanesse impresso. Allora ringraziamo Martina che insomma nonostante l'emozione ha condiviso con noi questo importante messaggio. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e grazie anche a Martina, insomma complimenti per questo gesto insomma, di coraggio sicuramente e anche per il messaggio molto importante che è stato lanciato, insomma non sentirsi in colpa se si subisce una violenza, ma soprattutto non esiste un vestito particolare che possa innescare una violenza quando appunto è la violenza stessa che genera violenza. A proposito di violenza, ma è tutt'altra questione, torniamo in via Piave dove da qualche giorno si dibatte, si discute dell'ennesimo episodio che è avvenuto, un pestaggio molto violento, un pestaggio brutale avvenuto in quello che è da sempre il punto nero di Mestre, nonostante insomma anche i tentativi di riportare un po' di normalità in quella zona, continuano gli episodi e i residenti di via Piave e della zona del quartiere di via Piave chiedono davvero concretezza negli interventi. Noi cittadini stiamo assistendo all'occupazione sistematica da parte di spacciatori, di magrebini, di nigeriani, di delinquenti comuni del nostro territorio. Alcuni punti molto conosciuti, sottopassaggio della stazione, angolo via Ariosto, via Piave, angolo via Dante, via Montello, angolo via Sernaglia, via Piave, sono ormai luoghi frequentati da spacciatori con una turnazione degli spacciatori giorno e notte. Dopo l'ennesimo episodio in via Piave, il pestaggio avvenuto 2 giorni fa, i residenti sono sempre più esasperati e impauriti. Non bastasse, racconta Peris, ci si mettono anche gruppi di giovani che escono dal locale poco distante e che stazionano nelle varie vie, urlando in piena notte, lasciando bottiglie di birra vuote, spesso prendendosi a calci e pugni. Purtroppo, dopo il blitz San Michele, che aveva, diciamo così, dato una ripulita a gran parte del quartiere, siamo ritornati alla situazione precedente, ma soprattutto assistiamo all'assenza, all'impotenza delle forze dell'ordine, soprattutto della polizia urbana, che rimane a guardare, presidia in certi orari, non sempre, nemmeno nei weekend, sta ad assistere. Noi sollecitiamo le forze dell'ordine, ma le forze dell'ordine ci dicono che non possono fare niente. Alcune settimane fa lo stesso sindaco Brugnaro ha ammesso la difficoltà di fronteggiare il problema divenuto così radicato. Prima delle elezioni c'era stato promesso maggiore sicurezza. Se da una parte è necessaria un'azione di repressione e di presidio del territorio, dall'altra parte è necessario anche creare una rete di collaborazione sia con il CERT per tutte le tossicodipendenze che sono sempre più giovani, con qualcuno che sia presente sul territorio come gli operatori di strada. Gli uomini cercano di trovare i soldi rubando nei supermercati, mentre le donne, per loro è più facile, si prostituiscono e assistiamo lungo la strada a un aumento della prostituzione, soprattutto di ragazze molto giovani. E sempre a Mestre i residenti e i cittadini che protestano per i nuovi ascensori di via Caravaggio costantemente fuori uso. La nostra Anna Maria Parisi ha raccolto le loro voci e dicono sostanzialmente siamo prigionieri in casa nostra, guardate. Ci ghettizzano proprio letteralmente perché siamo prigionieri del nostro quartiere. È una vergogna, caro sindaco, prenda in mano sta situazione perché non è possibile. Siamo i suoi cittadini.
protesta questa mattina a Mestre di residenti e cittadini della Cipressina e della municipalità di Chirignago Zelarino. Malumori che montano per i nuovi ascensori costantemente rotti del nuovo sovrappasso, inaugurati con il nuovo supermercato soltanto pochi mesi fa, a dicembre scorso, e che, in mancanza delle promesse piste ciclabili e dei semafori a chiamata installati ma mai funzionanti, costringono quanti, come mamme con passeggini o persone in sedia a rotelle o con tutore, a non potersi recare né a fare la spesa né, peggio, in ospedale, come racconta la signora Irma, 88 anni. Un passo, torno a casa. Non ce la facciamo. È impossibile. Poi la fortuna è che lo troviamo rotto, perché se si rompe quando siamo alla parte di là con la spesa, non so come facciamo, come faccio a portare mia mamma per le scale, è impossibile. Siamo in attesa da un bel po', ma non va. Ci tocca andare per le scale. Per l'ascensore lato via del Gazzato che non funziona, certamente funzionerà a intermittenza, pensiamo. Questo al lato nord, cioè quello speculare, lato supermercato. E invece no, non funziona nemmeno questo e c'è un cartello ascensore fermo per danno ad una scheda elettronica. Perché la Cipressina è sempre stata un quartiere un po' bistrattato. E poi ci sono i ciclisti eroi che, nerboruti o meno, sono costretti a portare la bici in spalla lungo le scale. Cosa possiamo fare? Deve fare la spesa e dove puoi passare? Tutto è chiuso. E l'ascensore? Non va da 4-5 giorni, non lo so quando. Perché seconda volta, terza, non lo so. Utilizzando questo cordolo con le biciclette si va meglio, vediamo. Come no? No. Benissimo si va. Come fa? Guardi, non ho alternative. Forse peggio. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ha fatta. Manca l'ultimo tratto, stia attenta. Le mamme con le bici, con il sedile per il bambino e la spesa, collassare i giorni scorsi, lì sui pianerottoli, proprio collassare. Riprendere fiato come me adesso, vado da Lando, sì faremo, telefono ai vigili, sì faremo, di fatto non si fa niente. A capeggiare la protesta il consigliere comunale di minoranza Renzo Rivis chiede un intervento immediato di Cafarsetti, gravemente silente, accusa. Quindi che fa l'amministrazione? Cosa ci risponde nel concreto l'assessore Boraso? Sempre promesse, dilazionando il tempo, o si vuole prendere degli impegni veri? Questo è il punto. Da Mestre a Padova torniamo a parlare di fiumi, non solo però di siccità. 1 mese e mezzo di lavoro lungo i principali fiumi del Veneto per raccogliere i campioni d'acqua da consegnare poi ad ARPA. È finita la campagna di Lega Ambiente dedicata alla qualità delle acque. Bacchiglione e Retrone, Po, Adige, Piave, Frattagorzone, Sile, Livenza e ultimo il Brenta. Da maggio a luglio 50 giovani volontari di Legambiente hanno raccolto 150 campioni dell'acqua dei 9 maggiori fiumi del Veneto e li hanno consegnati all'ARPAV. Ci dà la fotografia di quest'anno un quadro per quanto riguarda i fiumi del Veneto con il 20% dei campioni prelevati superiore al limite di qualità delle acque stabilito dalla legge, che significa le 1000 unità di batteri fecali presenti in 100 ml d'acqua, che è quel limite per cui poi le acque devono iniziare a essere utilizzate con attenzione rispetto all'utilizzo agricolo e oltre che a quello potabile chiaramente. Da quali altri inquinanti sono minacciate? Sono minacciate da inquinanti chimici più invisibili, che sono gli inquinanti emergenti che noi abbiamo monitorato, ad esempio glifosate e ftalati, ma da altre forme di inquinanti che oggi molti veneti conoscono, la famiglia dei PFAS. Difficile perciò dare un voto alla qualità delle acque dei fiumi veneti, precisa Lazzaro. Troppe le variabili che influiscono lungo i nostri corsi d'acqua. I fiumi sono esposti non solo a un inquinamento diretto di chi scarica direttamente in quel corso d'acqua, ma anche a una mala gestione di tanti comparti, da quello agricolo a quello industriale, a quello urbano, perché purtroppo anche la depurazione urbana è un elemento centrale che dobbiamo guardare con molta più attenzione. Un dato sul quale riflettere è che la scarsa quantità d'acqua presente quest'estate lungo i fiumi almeno è poco inquinata. Questo ci fa in qualche modo tirare un sospiro di sollievo, perché con poca acqua che fosse anche inquinata sarebbe stato veramente un dramma dal punto di vista dell'economia, perché parliamo di impossibilità poi di irrigare i campi o di prelevare quest'acqua e riutilizzarla.
Siccità a parte, e ne parleremo fra poco, come sta il Brenta, ad esempio, l'importante fiume che appunto attraversa anche Padova. Di acqua ne ha poca per la siccità, ma di che qualità è? Sentiamo allora il responso di Legambiente. A parte la scarsa quantità, la qualità dell'acqua del Brenta non preoccupa. Lo dice Legambiente del Veneto, i cui volontari hanno raccolto campioni di acqua del fiume che sono stati poi analizzati dall'ARPAV. Da un certo punto di vista, diciamo, un segno rincuorante, dall'altra parte però la siccità che vediamo anche alle nostre spalle ci dà un messaggio chiaro che gli inquinanti non arrivano al fiume perché non abbiamo l'acqua. E quali inquinanti vengono valutati maggiormente? In particolare il dato che noi diamo oggi, che abbiamo monitorato in tutta la campagna, è quello degli Escherichia coli, batteri fecali sostanzialmente, che sono una tipologia di inquinante che ci dà il chiaro segnale di una mancata o scarsa depurazione o dell'apporto troppo importante, diciamo, di affluenti che vengono dal mondo dell'agricoltura, perché parliamo di deiezioni animali. Ecco, e poi ovviamente immaginiamo dal mondo dell'industria, dal settore secondario e dall'agricoltura quanto contribuiscono allo stato di salute più o buona salute del nostro Brenta in questo caso. Ecco, quello è uno stato di salute chimico che ci racconta benissimo ARPAV, che noi abbiamo indagato ricercando glifosate e ftalati, quindi uno riconducibile al mondo dell'agricoltura. Glifosate è un erbicida in particolare, ma anche diciamo, nel mondo, nell'ambito urbano purtroppo ancora utilizzato. Gli ftalati invece sono un agente plastificante, quindi utilizzato nel mondo dell'industria. Ma già la stessa ARPAV ci racconta di uno stato chimico su cui porre molta attenzione, perché sono molti gli inquinanti emergenti, così definiti, o prioritari, tra cui ricordo i PFAS, la famiglia dei PFAS, noti a tutti ormai in Veneto, i vari PFOS e via discorrendo, che si riscontrano ormai, ARPAV ci racconta, in molti dei nostri corsi d'acqua. Tanto l'emergenza idrica sta impegnando non solo i comuni padovani, ma anche la provincia, con la polizia provinciale e anche molti volontari che sono impegnati nel salvataggio di numerosi pesci in campagna e in città. Vediamo come. Si tenta di salvare il salvabile a livello ittico, giusto Vicepresidente? Certo, stiamo facendo un'operazione che è la cosiddetta operazione di alleggerimento dei canali dal punto di vista della popolazione ittica presente nei canali, soprattutto in vista dei prossimi 15 giorni, che sono giorni che ancora ci preludono a una forte siccità. Oggi la Polizia Provinciale della provincia di Padova sta lavorando qui in questo canale insieme alla Sorgente, che è un'associazione locale che risiede nell'Alta Padovana, e alla FIPSAS Veneto. Entrambe queste due associazioni sono autorizzate dalla Regione del Veneto per queste operazioni all'interno dei canali. In più qui oggi è presente anche la cooperativa Il Piovego di Padova. Stiamo cercando di alleggerire i corsi d'acqua della presenza di pesci, soprattutto quelli di grossa dimensione, che in vista della siccità dei prossimi 15 giorni sono quelli che andranno più in sofferenza e quindi rischiano anche appunto la loro vita. È stato recuperato poco fa davanti ai nostri occhi un siluro, vero Presidente? Il siluro, che è un pesce, non è considerato un pesce buono dei nostri canali, perché è un pesce che si nutre di tutto quello che trova, anche di pesci di piccola dimensione, anche delle uova, quindi insomma è un pesce che non è considerato un buon pesce per i nostri canali. Ma mi scusi, ma dove verranno poi portati questi esemplari? Le associazioni che citavo prima poi gestiranno il recupero in altra sede, quindi in corsi d'acqua dove il livello dell'acqua è maggiore, e quindi gli garantiranno una vita più sicura. E invece nel caso del pesce siluro, essendo un pesce dannoso, è un pesce che viene eliminato. Anche gli artigiani sono in difficoltà per la carenza di acqua, per molti settori è indispensabile, vanno fermate le perdite nella rete, dicono gli artigiani, perché quasi il 30% dell'acqua non arriva ai rubinetti.
Tessile, chimico, farmaceutico, gomma plastica, vetro, ceramica, carta, cemento e metalli. Sono le attività manifatturiere artigiane, più di 1800 nel Padovano con oltre 10.000 addetti, che stanno pagando di più la carenza di acqua, perché per il loro funzionamento ne consumano molta. Il problema gravoso è che oltre il 30% dell'acqua va sprecata perché c'è una perdita, cioè non arriva nei rubinetti delle case nostre o delle nostre aziende. Quindi il nostro grido di aiuto è quello: dobbiamo risolvere il problema della perdita d'acqua, perché il 30% è tantissimo nella situazione idrica di adesso. Poi ci sono le lavanderie, i saloni di parrucchiera e quelli di estetica. A Castenaso, nel Bolognese, il sindaco ha vietato ai suoi 10 parrucchieri il secondo risciacquo allo shampoo per risparmiare acqua. Si vede che questo fantastico sindaco non ha parlato con noi. Allora, Confartigianato insieme a Etifor, che è uno spin-off dell'Università di Padova, è dall'anno scorso, anzi è dal fine 2020 che noi stiamo studiando una procedura, un protocollo che adesso si chiama Green Beauty, che è già attivo, dove andiamo a vedere il consumo di acqua. Ci sono tante cose che possiamo fare per ridurre i consumi. Uno, mettere un riduttore all'inizio, e comunque questa è buona cosa, la dovremmo fare tutti in tutte le case, un riduttore che arriva fino a ridurre il 60% di acqua dei rubinetti. Altra cosa importante, soprattutto nel mio settore, abbiamo dei prodotti in polvere anziché liquidi, degli shampoo in polvere che vanno a ridurre il 70% di acqua, sia per fare il prodotto che per usarlo. Quindi ci sono delle procedure che appunto noi abbiamo chiuso attorno a un progetto che si chiama Green Beauty e che lo stiamo attuando. Inoltre le parrucchiere artigiane sostengono il progetto di piantumazione di alberi nell'area del Parco Brenta. Gli alberi evitano l'evaporazione dell'acqua e proteggono le falde. Dalla siccità torniamo a parlare di baby gang, torniamo a parlare di sorveglianza del territorio. A Noventa Padovana nel fine settimana sono iniziati dei veri e propri controlli contro quelli che sono definiti schiamazzi notturni, ma che a volte degenerano. Noi preferiamo prevenire, siccome stiamo riscontrando un fortissimo disagio giovanile da parte di ragazzi e di gruppi dove c'è la presenza di ragazzini di seconda generazione. Abbiamo deciso di implementare i controlli serali d'accordo col comandante della polizia locale Mario Carrai, e quindi di cambiare i turni, di variare i turni e di fare dei controlli. Ne ho parlato anche col prefetto, anche con il cane per la ricerca di sostanze stupefacenti. Al via i controlli notturni da parte della polizia locale di Noventa Padovana. Per evitare il dilagare del fenomeno delle baby gang, l'amministrazione comunale ha scelto di sorvegliare il territorio. L'utilizzo di droghe è un fenomeno che riguarda sempre più anche i giovanissimi. Stiamo purtroppo vedendo che il consumo di queste sostanze è abbastanza diffuso, tra l'altro purtroppo, mi tocca dirlo, con ragazzini anche di 11 anni, e questo non va bene. Quindi abbiamo già identificato le zone, le aree, e incominceremo una serie di controlli molto attenti, e dopo convocheremo i genitori in modo da trovare dei percorsi per cercare di risolvere questo problema. Il vero problema che stiamo riscontrando è, alla luce anche di quello che è successo a Vigonza col Movenpick, che alcuni elementi sono presenti nel nostro territorio, e quindi cerchiamo di evitare che quel tipo di situazione possa anche crearsi a Noventa Padovana. Lo sforzo non deve essere solo repressivo, ai ragazzi bisogna garantire spazi d'aggregazione. Per questo bisogna lavorare con scuole e genitori per creare una rete di sostegno per i giovani. Essere solo irreprensibili non va bene. È giusto che le tre istituzioni dialogano tra di loro e trovino delle soluzioni per questi ragazzi. Cioè, noi mettiamo i ragazzi al primo posto, noi non vogliamo punire i ragazzi, vogliamo metterli al primo posto e cercare di dargli una mano in questo momento complicato. Dagli schiamazzi notturni e poi dalle vere e proprie risse alla petizione che va a discutere a Padova, di nuovo quindi nel
capoluogo nella città del Santo, quella petizione lanciata dall'associazione Orizzonti, guidata da Marco Carrai, di vietare i fuochi d'artificio in Prato della Valle per le celebrazioni del Ferragosto, appunto previste appunto per Ferragosto. È il ritorno dei fuochi d'artificio dopo gli anni difficili della pandemia. Una petizione per vietare i fuochi d'artificio che sta facendo molto discutere in città. Abbiamo chiesto allora ai padovani come ne pensano, cosa ne pensano. È stata lanciata una raccolta firme per eliminare i fuochi d'artificio in Prato della Valle. Sì. Cosa ne pensa? Penso che è difficile dirlo, perché da un lato i fuochi d'artificio tengono in allegria le persone, la gente, eccetera. Dall'altro sono un costo, hanno anche un inquinamento e quindi bisogna porre sul piatto della bilancia il pro e il contro. L'utilizzo dei fuochi d'artificio ormai in tutte le altre città, o in buona parte delle città, è stato un po' abolito anche perché spaventa gli animali, eccetera. Capisco la tradizione, bisognerebbe cercare una maniera alternativa, forse un po' innovativa, di sostituirli. Secondo me sì, in generale i fuochi d'artificio danno fastidio in città. Non ti piacciono? No, non è che non mi piacciono, è che in centro città secondo me sono troppo. Cioè, darebbero troppo fastidio al vicinato, insomma. Senza fuochi d'artificio, farebbe anche bene, perlomeno pensando agli animali che ci sono intorno, può essere anche. Cioè, sicuramente hanno anche un grande impatto ambientale, no? Anche da un punto di vista propriamente chimico, rilasci nell'ambiente delle sostanze non proprio che sono facilmente da smaltire. Però sì, tralasciando l'aspetto ambientale, anche comunque la quiete pubblica, gli animali che si spaventano, comunque ogni anno dopo Capodanno ci sono. Penso che è una perdita di tempo parlarne. Ci sono cose più importanti. E poi ci sono quelle iniziative, quelle provocazioni che fanno anche sorridere, che ancora una volta dimostrano quanto le fake news possano diffondersi molto velocemente. Un volantino bufala che compare nelle cassette delle lettere dei cittadini su una fantomatica festa dove si lanciano dei cani in aria, il lancio del Carlino a Trebaseleghe. In molti ci hanno creduto. I credenti per scatenare la polemica c'erano tutti, locandina ben realizzata con tanto di loghi di comune, regione, sponsor e un uomo in kilt che lancia un cagnolino per aria. Questo è il volantino che tanti a Trebaseleghe hanno trovato nella cassetta delle lettere, che invita la cittadinanza a partecipare il prossimo 7 settembre alla fantomatica competizione di origine scozzese del lancio del Carlino. Si tratta ovviamente di una bufala, o meglio di uno scherzo di cattivo gusto, come quello comparso qualche giorno fa sulla pagina Facebook del fasullo comune di Bugliano, che organizzava il lancio del gatto. Il sindaco del comune di Trebaseleghe ha smentito l'evento. Non è assolutamente il caso di darci peso, anche se, come è stato scritto, insomma, è davvero una burla di pessimo gusto. Credo che Trebaseleghe sia un paese che ama molto gli animali e forse proprio per questo ha fatto scalpore questa cretinata che è stata fatta. Il caso di Bugliano aveva scatenato l'ira degli animalisti. Anche l'episodio di Trebaseleghe in pochi minuti aveva già scatenato le polemiche sui social, che avevano fatto circolare la foto del falso volantino. Non è una fake news invece la Mostra del Cinema di Venezia, come sappiamo, e che compie i suoi primi 90 anni. Era l'agosto del 1932 quando nacque la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Da allora tutto il mondo, non solo cinematografico, è passato dal red carpet del Lido. Un compleanno così non poteva certo non essere ricordato ed è stato celebrato oggi ai Giardini in una giornata di incontri, ricordi e testimonianze, e poi dalla proiezione aperta alla città di 2 film nella sala grande del Palazzo del Cinema del Lido, di quella prima straordinaria edizione da cui tutto ebbe inizio. L'edizione del 32 si chiamava già Esposizione d'arte cinematografica e è sicuramente un'intuizione che va parallela all'intuizione della Biennale. È vero che è la mostra più antica del mondo, ma è anche la mostra che ha saputo rinnovarsi di più, molto di più di quanto abbiano fatto i nostri colleghi di altri festival internazionali. La giornata ha visto la presentazione di un'opera monumentale che il professor Giampiero Brunetta, grande storico del cinema italiano, ha voluto dedicare alla Mostra di Venezia. Il convegno
Ha poi avuto tra gli altri gli interventi di Paolo Baratta e di 2 grandi attrici, vincitrici della Coppa Volpi, presenti al convegno in presenza come Valeria Golino e Isabella Ferrari, oltre alla commovente presenza di Natalia Aspesi. Il Covid mi ha fatto capire che ci sarebbero stati tanti mesi di isolamento e ho sentito come una sorta di daimon, di chiamata, il libro ce l'avevo dentro. Ho lavorato per raccontare la storia di questa mostra bellissima e poi ancora ho avuto il privilegio di condurre alcune serate importanti per la mostra. La serata in cui viene dato il Leone d'Oro alla carriera a Marcello Mastroianni, che gli viene consegnato da Federico Fellini. Marcello e Fellini fecero un siparetto molto curioso. A San Biagio di Callalta adesso, dove c'è stata la festa per il ritorno delle storiche campane restaurate grazie a una raccolta fondi, c'era anche il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. In onore di San Biagio, vescovo e martire, a lode e gloria di Dio. Amen. Le campane dell'antica pieve di San Biagio di Callalta, restaurate e ritornate a casa, benedette alle porte della chiesa dal vescovo Monsignor Michele Tomasi. Un'accoglienza festosa, quella della comunità parrocchiale, che in occasione della celebrazione della Madonna del Carmine si è prima riunita per la messa solenne e poi per la processione che ha portato la statua della Vergine per le vie del paese. Queste campane a te dedicate, fa che i membri della tua famiglia, all'udirne il richiamo, rivolgano a te il loro cuore. E proprio un concerto del gruppo Campanari di Cavazzale ha salutato il ritorno dei bronzi recuperati grazie a una raccolta fondi. Doppiamente festeggiato il vescovo Tomasi per la sua presenza e il suo compleanno. Io ero abituato da bambino al 9 di luglio a non avere mai la festa perché gli amici erano tutti in vacanza. Questa volta è stato un bel recupero anche al di là di ogni aspettativa. No, c'è tanto affetto in questa comunità e questa occasione sotto il suffragio di Maria col suono di campane nuove è un momento anche di gioia e di speranza. Quando torneranno a suonare queste campane? Ma lo spero tanto, secondo anche i nostri tecnici ingaggiati, l'architetto in primis e tutte le altre maestranze, speriamo che per il prossimo autunno, ecco, se non è la festa dei Santi o magari la festa dell'Immacolata, però entro certamente la fine del 2022. E intanto l'ufficio del postulatore della causa di canonizzazione di Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, ha diffuso il calendario degli appuntamenti in programma in occasione della beatificazione prevista per il 4 settembre prossimo. La celebrazione liturgica con il rito della beatificazione si svolgerà dunque domenica 4 settembre in piazza San Pietro alle 10:30 e sarà presieduta da Papa Francesco. La petizione per la beatificazione verrà letta dal vescovo della diocesi di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, in quanto eccezionalmente sede della causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Paolo I, insieme al postulatore della causa cardinale Beniamino Stella e alla vice postulatrice Stefania Falasca. Nel corso della beatificazione la postulazione farà dono al pontefice di un reliquiario con una reliquia del nuovo beato. La sera precedente, invece, sabato 3 settembre alle 18:30 presso la Basilica di San Giovanni in Laterano si terrà la veglia di preghiera presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario generale per la diocesi di Roma. Questi gli appuntamenti ormai ufficiali per la celebrazione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I Albino Luciani il 4 settembre alle 10:30 in piazza San Pietro. Adesso le previsioni del tempo, il meteo, poi qualche istante di pubblicità e di nuovo in diretta per la parte politica della nostra prima edizione. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo.
Inizio di settimana buono, senza eccessi di calore grazie all'anticiclone delle Azzorre che ha preso il posto di quello africano. Vediamo il dettaglio di lunedì 11 luglio. Sul Veneto tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso. In mattinata sarà possibile qualche locale addensamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra 17 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo più nubi, quantomeno inizialmente. A seguire sarà più soleggiato un po' dappertutto. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Anche qui è previsto un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, specie sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 28-32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Rieccoci in diretta alle 13.34. Saluto e ringrazio, grazie per essere con noi, Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. E Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno. Siamo in attesa anche di collegarci con Fabio Maggio di Forza Italia. E lo aspettiamo, intanto però andiamo avanti. Allora io partirei da voi, non vi chiedo dove eravate l'11 luglio del 1982, oggi sono i 40 anni di quella 3-1 Italia-Germania dei mondiali, non voglio rivelare le vostre età, quindi se volete lo dite, se no non lo dite. Però, io non ero nato. Ecco, quindi... allora giovanissimo, un bimbo, Borgia un bimbo. Io invece ero nata ed ero in piazza con i miei compagni del liceo a festeggiare. Ecco, giustamente, una notte indimenticabile ovviamente per tutti, che non è stata oscurata nemmeno dalla vittoria poi del 2006, perché la vittoria dell'82, oggi sono 40 anni da quella finale, diciamo che è abbastanza irripetibile. Allora io partirei con voi, tanti temi che affronteremo, partirei con una cosa proprio di pochi minuti fa, perché questa mattina c'era una conferenza stampa che abbiamo seguito con la nostra Ilaria Marchiori, vedremo poi il servizio questa sera di Save per capire un po' la gestione di quello che sarà l'aeroporto in estate. Il presidente di Save, Enrico Marchi, ha detto questo, ve lo leggo insomma dall'ANSA. Il settore del trasporto aereo sta vivendo un momento di difficoltà nel rinvenire personale. Grandi problemi che non sono destinati a risolversi nel giro di qualche giorno, ma che proseguiranno per tutta l'estate, non solo in Italia, ma anche all'estero. Lo ha detto appunto stamani il presidente Marchi. La notizia positiva è che non siamo a rischio paralisi, ma ci saranno disagi che cercheremo di ridurre al minimo. E successivamente ha anche detto... è un vero e proprio consiglio che viene dato a chi si metterà in viaggio, consiglio di viaggiare con bagaglio a mano dove è possibile, così come ha suggerito il Ministero delle Infrastrutture, allo stesso tempo di abituarsi a essere flessibili durante le attese, perché l'estate sarà critica. Marchi ha assicurato l'impegno per ridurre al minimo i disagi, ma allo stesso tempo invita tutti a predisporsi con lo stato d'animo che in questo momento così critico i ritardi saranno possibili. Il tema è quello della carenza di personale. Questo è quello che ci si prospetta per questa estate e non è certamente un buon segnale. Tocchetto. Beh, allora, tanta gente è preoccupata di questo e questo purtroppo è già successo, nel senso che alcuni voli sono stati recentemente cancellati. Io, peraltro, faccio una piccola parentesi personale. Quando ho iniziato a fare la professione di avvocato, e l'ho fatta in uno studio legale molto importante di Venezia, e proprio da giovane praticante seguivo insieme all'avvocato delle pratiche sull'aeroporto di Venezia, e lì, siccome c'erano stati insomma dei furti abbastanza importanti, ho imparato, quindi tanti anni fa, a viaggiare sempre col bagaglio a mano, perché era più sicuro, era vicino a me e quindi non lo perdevo e né mi rubavano le cose, per cui è una cosa che io faccio sempre.
Devo dire la verità che però queste vacanze sono molto importanti per i nostri, come dire, concittadini, nel senso che dopo 1 anno e mezzo difficile si riprende a volare e questo caos non aiutava. C'è anche da dire che io vedo le promozioni e a volte si vola sulla Grecia a 150 euro. Secondo me non ci si sta più con questi prezzi qua. Quindi io penso anche che le compagnie aeree dovrebbero essere sicuramente più serie e anche, come dire, mettere i prezzi adeguati e quindi a maggior ragione pagare il personale, perché se non c'è il personale non c'è anche perché hanno orari di lavoro pazzeschi con pochissimo riposo e sono sottopagati. Questa era una di quelle cose che era capitata recentemente negli scioperi, non mi ricordo se Ryanair o Volotea, comunque una delle due compagnie low cost. Allora c'è da fare un ragionamento sui costi dei viaggi e i costi del personale e io penso che le compagnie aeree su questo dovrebbero fare un serio, come dire, confronto con il personale e anche pagarlo adeguatamente a discapito magari dei cittadini che avranno biglietti aerei più costosi, ma il costo della vita purtroppo si è alzato per tutti noi. Borgia, resta il problema del personale e addirittura ecco, questa vera e propria dichiarazione di Marchi, insomma molto, molto sincera, ha detto sostanzialmente attendetevi delle attese, siate flessibili, portatevi il bagaglio a mano. Perché nasce adesso questo problema? È un problema che evidentemente esiste già, ma perché si sta acuendo in questo momento quello della carenza del personale? Beh, credo che sia dovuto a tutta una serie di segnali che in questi ultimi mesi abbiamo avuto, anche perché è inutile nasconderci, sappiamo, ma lo ribadiamo da tempo, che alcuni strumenti talvolta condizionano anche le assunzioni, perché mi dispiace ribadirlo, tra l'altro mi è capitato di incontrare qualche ragazzo negli ultimi tempi, percettore del reddito, e giustamente, anzi, devo dire la verità, ingiustamente, mi dice io percepisco il reddito di... Sto parlando di ragazzi, insomma, abili, nel senso ragazzi anche, insomma, di una buona famiglia che però hanno età tra i 20 e i 30 anni che dicono io percepisco il reddito di cittadinanza e faccio qualche lavoretto in nero e riesco a avere un bello stipendio. Chi me lo fa fare ad andare invece a lavorare con un contratto sottopagato, per cui questo strumento, sicuramente questi non sono, come dire, sono casi esempio, non è che è solo ed esclusivamente per questo motivo. Il tema reale sono poi gli stipendi, cioè come diceva giustamente l'avvocato Tocchetto, cioè purtroppo in Italia i lavoratori sono sottopagati, cioè abbiamo purtroppo negli ultimi 20 anni fatto pochissimi aumenti in tantissimi settori, tra cui quello strategico del turismo, che ricordo essere uno dei nostri fiori all'occhiello. E quindi purtroppo tutte queste problematiche si riversano su chi? Sui turisti. Sui turisti stranieri, sui turisti italiani, i nostri connazionali, che come diceva giustamente l'avvocato Tocchetto, per la prima volta dopo un paio d'anni possono viaggiare, o meglio, possono viaggiare non tutti, perché con gli aumenti si farà fatica a viaggiare tanto, secondo me il turismo sarà mordi e fuggi, quindi non avremo, come dire, così tanti turisti insomma, che gireranno, anzi da quello che ho capito i dati sono sempre più in difficoltà, si lavora tanto con i turisti esteri soprattutto. Detto questo, c'è un problema non solo del turismo, ma dei settori strategici che sono in difficoltà, e come dicevo uno dei motivi è appunto questo, purtroppo le paghe sono sempre più basse. Ricordiamo che nel nostro paese c'è un accesso libero, prevalentemente libero all'università, quindi chi esce dall'università vuole avere più che un contratto stabile oggi, un contratto dignitoso, cioè il ragionamento è: ho studiato, ho una laurea, sono qualificato, voglio e pretendo di avere una retribuzione adeguata.
Anche perché, tra l'altro, parlavo proprio stamattina, ero in comune con alcuni dipendenti comunali, con i responsabili, mi dicevano che purtroppo nei comuni limitrofi sono stati aperti i bandi per assumere nei comuni, ma per la prima volta ci sono pochissime domande, perché giustamente un dipendente comunale incomincia a guadagnare 1150-1200 euro da C, poco di più da D, quindi laureato, e tantissimi dicono piuttosto aspetto, cerco altro o vado da altre parti. Quindi abbiamo anche un problema di ricerca del personale nei comuni, dico la verità, soprattutto i profili tecnici, perché gli architetti, gli ingegneri che escono dall'università prima di entrare in un comune ci pensano non escono e fanno subito il concorso, ma ci pensano non una, non due, ma 3, 4, 5 volte prima di partecipare. Maggio, che intanto ringrazio e saluto, che ci ha raggiunto. Fabio Maggio, come la vede lei? Buongiorno a tutti voi. Beh, intanto con una battuta, se come paese avessimo speso la metà dei 13 miliardi che abbiamo speso per fantomatici salvataggi di Alitalia nel settore dell'aviotrasporto, probabilmente non ci troveremo oggi in questa situazione. Ma al netto di questa considerazione, due altre considerazioni importanti. Uno, il mercato aereo e quello dell'aviazione in generale è un mercato a bassissimo margine di utile, quindi le compagnie hanno molte spese fisse e fanno utili molto bassi rispetto ad altri settori industriali. Naturalmente con la compressione dei viaggi dovuta al Covid oggi scontiamo chiaramente i tagli che le compagnie hanno dovuto effettuare per rimanere a galla, quelle che sono rimaste a galla. E poi c'è sicuramente un dato importante per quel che riguarda il nostro paese, che è la errata percezione a cui ha contribuito evidentemente anche il reddito di cittadinanza, come stava dicendo appunto l'assessore Borgia, degli strumenti di sostegno al reddito. Considerate che noi ci concentriamo sul reddito di cittadinanza, ma ci sono moltissimi giovani e moltissimi lavoratori oggi che hanno una percezione assolutamente errata di quelli che sono gli strumenti a sostegno del reddito. Ci sono persone che rifiutano lavori o che comunque cercano di manipolare i contratti di lavoro che ottengono per continuare a conservare la NASPI, quando quelli sono strumenti emergenziali che devono servire esclusivamente a chi si trova in una posizione molto svantaggiata o chi non riesce a trovare lavoro. Ecco, la priorità di qualsiasi governo, visto che ormai ci avviamo ad una stagione elettorale, dovrà essere quella di rivedere non solo gli strumenti come il reddito di cittadinanza evidentemente sbagliati, ma anche gli strumenti di sostegno al reddito che devono cambiare percezione da parte dei lavoratori. Diversamente ci ritroveremo e continueremo a ritrovarci in questa situazione. Chiudo dicendo che anche il sistema con cui è organizzato oggi il sistema di trasporto aereo e di gestione degli handling aeroportuali forse andrebbe rivisto, perché c'è chi ha negli anni fatto molti utili e oggi invece dichiara lo stato di emergenza, quindi dobbiamo trovare anche nel sistema delle concessioni un trade-off che consenta ai viaggiatori di continuare a giovare di quegli effetti straordinari che hanno dato l'apertura del mercato europeo dei voli e quindi prezzi molto più bassi per viaggiare, grande libertà di movimento e efficienza del sistema. Nel frattempo c'è anche l'annuncio da parte della CGIL, lo leggo proprio in questo momento, di un nuovo sciopero Ryanair, 17 luglio nuova giornata di stop, disagi per i passeggeri, dice Antonio Ventura, a conseguenza dell'indisponibilità del vettore aereo al confronto sul miglioramento delle condizioni lavorative e salariali del proprio personale. Nuovo stop ai voli della compagnia low cost irlandese dopo gli scioperi dell'8 e 25 giugno scorsi. I sindacati di categoria rivendicano contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, stipendi in linea con i minimi previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo e la cancellazione dell'accordo sul taglio degli stipendi. Quindi uno sciopero per 4 ore dalle 14 alle 18 nella giornata di domenica 17 luglio, quindi segnatevi, ovviamente se avete un volo previsto quel giorno con Ryanair ci sarà questo sciopero del personale dalle 14 alle 18. Ma allargando il discorso, ampliandolo dalla questione aeroporto, che è un po' il punto di partenza per dire che il problema resta e investe tutti i settori, quello che vi chiedo e che mi chiedo, questo problema del stipendio, delle condizioni di lavoro non è di quest'anno, non è nemmeno dell'anno scorso e 2 anni fa, è sempre stato.
quello che ci si chiede è come mai come quest'anno assistiamo a una situazione emergenziale così forte in tutti i settori di carenza del personale. C'entra solo il reddito di cittadinanza oppure, come dice anche qualche sociologo che sta studiando un po' il problema, il cambio anche di mentalità, di cultura, la pandemia ha probabilmente fatto scoprire alle persone anche il valore del tempo libero che prima non esisteva e quindi uno preferisce magari cercare un lavoro che gli consenta di avere più tempo libero? Può essere anche questa la chiave di lettura o è solo colpa del reddito di cittadinanza? Tocchetto. Allora, diciamo che le ultime statistiche dicono che un lavoratore su 4 con contratto a tempo indeterminato anche nel pubblico lascia il lavoro. Quindi vuol dire che la questione pandemia o comunque questo momento storico ha sicuramente penalizzato le persone che in questo momento cercano di rivedere un po' la loro situazione. Non vivo solo per lavorare, ma il lavoro mi serve per vivere. Però sulla questione aeroportuale io concordo un po' con quanto diceva l'assessore Maggio, cioè le compagnie aeree hanno fatto nei tempi passati molti utili, adesso un po' ci stanno un po' giocando. C'è anche da dire una cosa, che paradossalmente la gente ha sicuramente meno soldi, ma prima della pandemia si era iniziato a volare proprio con i low cost con 6 euro, c'erano voli in Roma 8 euro, 10 euro e questo ha un po' cominciato ad alimentare la voglia di girare. Però nell'ambito aeroportuale non è che si hanno soggetti che possono vivere solo con reddito di cittadinanza, là al di là magari di alcuni tipi di lavoro che possono essere il facchinaggio anche molto pesante come lavoro, devi avere poi però del personale specializzato, quindi io non credo che questi stiano a casa perché preferiscono il reddito di cittadinanza. Io penso che alcuni di loro facciano anche un conto con ore e fatica lavorativa, perché anche fare lo steward o comunque viaggiare per tanto tempo con poche ore di recupero è anche, come dire, complicato per la salute dei soggetti. Quindi io, ritornando a prima, ritengo alla domanda del direttore, io penso che sicuramente in una parte della popolazione avrà anche influito il fatto che voglio avere una qualità della vita normale, ma tutti noi dobbiamo anche pagare le bollette, quindi penso che non è che rinuncino a cuore, come dire, aperto, ma anzi che siano un ragionamento che fanno con grande difficoltà. Ma lavori come quelli aeroportuali, e di questo che stiamo parlando, ma ne potrei citare altrettanti, sono comunque lavori complicati, soprattutto se magari devi fare anche il notturno, non hai tempi di recupero, volare non è sempre facilissimo anche per la salute, come dicevo prima, per cui va a maggior ragione investito sul personale. Allora sarebbe più serio che le compagnie aereo dicessero: non posso più fare voli a 80 euro, ma devo farli ad un costo, tenendo conto dei costi e non a utili zero anche della benzina, e far pagare seriamente i costi come si paga dei voli come si pagava anni fa. E cioè, se devo andare a Roma spendevo 300 euro per andarci, e quindi bisognerebbe purtroppo, quindi saranno limitati i voli, ritornare a dei prezzi reali che possano anche sostenere il costo del lavoro di coloro, dei dipendenti che lavorano per le compagnie aeree. Allora non ci sarebbero gli scioperi e non ci sarebbe il caos che c'è adesso. Ma se io programmo voli a 20 euro e non ci sto dentro con i costi e poi cancello il volo, tanto devo solo restituire 20, 50 o 120 euro, capite che è anche una presa in giro proprio per gli utenti, che a questo punto sono presi in giro 2 volte. Quindi penso che sia un mix, perché la questione, come dire, è molto complicata, quindi di chi fa delle scelte lavorative, ma anche e soprattutto e in particolare il costo del lavoro, che non posso sottopagare soggetti soprattutto se fanno un lavoro impegnativo come quello aereo. Borgia, quindi costo del lavoro, stipendi che devono essere adeguati, ma secondo lei, chiedo anche a lei, esiste secondo lei veramente un cambio culturale di questi anni, e se sì, come si affronta? Perché se c'è un cambio di mentalità va affrontato in un certo modo. Sicuramente il Covid in minima parte ha influito sui ragionamenti
globali, sui ragionamenti personali, e su questo siamo sicuramente tutti d'accordo, ma non credo che in questo caso i dipendenti pubblici si licenziano e, come dire, si buttano a fare altro, quindi si fanno la professione, anche perché i dati che abbiamo non vedono un aumento considerevole di nuovi professionisti, no? Perché diciamo un architetto, un ingegnere che lavora in comune si dimette, bene, si dimette, cosa fa? Si butta a fare il professionista, quindi l'ingegnere, l'architetto si iscrive all'albo, apre uno studio, ma non vediamo questi dati in crescita. I dati sono sempre costanti, no? Come anzi, ultimamente da quello che ho letto stanno addirittura, gli avvocati, quindi chi poi intraprende la carriera d'avvocato, i dati sono in leggera diminuzione, per cui diciamo, ecco, di qualcosa devono campare, no? Per cui secondo me gli strumenti, quindi è un mix, ma gli strumenti messi in campo in questi ultimi anni dai governi che si sono succeduti hanno fatto sì che qualcuno se ne approfitti di questa situazione generale, utilizzi la NASPI in modo improprio, utilizzi il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito di cittadinanza nasceva anche da un principio corretto: sostenere le categorie più deboli, le fasce, come dire, alla soglia della povertà. Però, come vediamo, e ce ne stiamo rendendo tutti conto, noi amministratori ma anche i cittadini, non è così. Cioè, questo strumento è inflazionato, c'è poco da dire. Tra l'altro, oltre a queste situazioni ci sono anche situazioni fraudolente, perché ogni giorno apriamo il giornale e leggiamo di situazioni, come dire, borderline, di utilizzo improprio di questo strumento. Quindi purtroppo bisogna fare una riflessione su questo. La domanda è sempre questa: se avessimo utilizzato queste risorse per esempio abbassare il costo del lavoro e quindi le tasse in busta paga ai dipendenti, così da aumentare come dire, l'utile in tasca ai dipendenti, la situazione sarebbe la medesima? Secondo me no, perché oggi l'ho detto prima, non voglio essere ripetitivo, chi oggi esce dall'università, che dopo essersi fatto un percorso lungo o addirittura dopo un master, quindi università, master o specializzazione, non si accontenta di prendere 1.100 euro al mese, parliamoci chiaro, anche perché purtroppo gli affitti sono alti, le bollette sono quadruplicate, ma come fanno a campare? Cioè, o si fanno dare la paghetta dal papà o si mettono, come dire, se non sono sposati, condividono l'appartamento con altri amici, oppure chi si sposa ovviamente fa reddito insieme alla moglie, ma il problema è tutto qui, cioè non si possono avere stipendi da fame, e fin tanto che invece di sostenere e abbassare il costo del lavoro continuiamo a pensare, a strutturare bonus, come dire, variabili, perché anche i bonus che arriva adesso di 200 euro a luglio, ma cos'è se non una pezza da parte del governo? Cioè 200 euro sicuramente possono servire, ma dal mese dopo la situazione si ripete, cioè non sono le azioni politiche e le politiche attive mordi e fuggi che risolvono il problema del lavoro in Italia. Il problema del lavoro in Italia si risolve facendo e mettendo in campo una riforma del lavoro, del sistema lavoro, che prenda in considerazione tutta una serie di parametri, perché purtroppo siamo in una situazione reale, cioè qualcuno dica a chi è nel palazzo di uscire, di scendere in piazza, di parlare con la gente, di entrare nei mercati, nei quartieri e capire la situazione, perché non si può continuare ad andare avanti con prezzi aumentati, con stipendi sempre più bassi. Poi prima o poi qualcuno
dovrà fare un ragionamento anche, e lo dico da destra addirittura, perché come sapete la mia è una cultura di destra sociale, pensare che ci sia un gap così enorme tra dipendenti, quadri, dirigenti e amministratori delegati, cioè l'amministratore delegato non può prendere talvolta 100 volte in più del dipendente. Cioè bisogna trovare anche su questo una quadratura, cioè dobbiamo cercare un'armonizzazione e come dire, e lo dice uno che viene da destra, ecco, che ha, come dire, in mente il lavoro quotidiano delle partite IVA. È ovvio che il Veneto non è strutturato con grandi aziende multinazionali, ma con piccole e medie imprese, dove invece questo ragionamento non c'è, perché ovviamente il dipendente non dico che prenda come il paron di una volta, no? Ma diciamo il paron prende poco di più. La situazione è generale, i grandi marchi, le grandi multinazionali che sono anche fuori dal Veneto, cioè ecco, questi sono degli esempi. Si arriva a questo nel momento in cui c'è benessere e riusciamo ad andare incontro ai lavoratori, perché se no andremo sempre più incontro a situazioni come queste, perché adesso la Tocchetto parlava del settore come se fosse solo il settore del turismo in questa situazione, ma c'è il settore degli stagionali, c'è il settore c'è le fabbriche, il siderurgico, ci sono tutta una serie di situazioni, per non parlare poi del mondo dei professionisti, che è un mondo a parte. Cioè ci rendiamo conto che stiamo andando verso una situazione incontrollabile, quindi il governo dovrebbe fare una grande riforma del lavoro. Questo è il punto. Le pezze non servono a niente, servono da qui a un mese, a 30 giorni, e dopo le bollette continuano a aumentare, la benzina continua ad aumentare, ce ne stiamo rendendo conto tutti. Ieri costava il diesel 1,95. Adesso ci arriviamo. 2, Adesso ci arriviamo, volevo chiudere sul lavoro. Maggio, peraltro all'interno del PNRR è previsto, se non sbaglio, un potenziamento notevole, ad esempio, dei centri per l'impiego. Credo che in Italia dovrebbe passare da 8.000 a 20.000 dipendenti dei centri per l'impiego, perché l'idea è quella di fare in modo che la domanda e l'offerta si incrocino totalmente all'interno dei centri per l'impiego, altrimenti si crea quel cortocircuito che spesso si nota e si vede tra chi protesta perché dice non trovo lavoro, poi viene a scoprire che le offerte di lavoro erano, come dire, molto particolari, cioè con stipendi bassissimi. È un po' il dibattito che si sta facendo da mesi ormai sui datori di lavoro, magari dei bar o dei ristoranti, che dicono non trovo lavoro, poi scopri qualche volta, non sempre, che le condizioni di lavoro offerte erano quasi da schiavitù, e quindi inquadrare tutto completamente all'interno dei centri per l'impiego per avere sostanzialmente una visione concreta e effettiva di quello che viene offerto al lavoratore. Può essere una soluzione questa? Che altre soluzioni, Maggio? Ma guardi, io spero che sia sufficiente, ma non lo sarà, perché il problema reale è un altro. Una premessa velocissima rispetto a quello che dicevano prima gli amici Tocchetto e Borgia, perché finora abbiamo parlato di contratti di lavoro dipendente. Fatemi spezzare una lancia per i tanti colleghi professionisti, avvocati giovanissimi, che gli stipendi di un contratto a tempo indeterminato pur umile se li sognano, e purtroppo siamo in questa situazione in Italia in cui i giovani professionisti non hanno nemmeno l'ombra del tenore di vita che avevano i loro predecessori, o almeno qualche generazione fa. Fatta questa premessa, ed è un problema reale che viene sempre taciuto e viene posto sotto silenzio, devo fare un'altra annotazione rispetto a quello che diceva lei sui centri per l'impiego. Sicuramente il potenziamento dei centri per l'impiego è uno degli aspetti della soluzione, ma ricordiamoci che in Italia negli ultimi 20 anni, se non 30, c'è uno scollamento sensibile tra quelle che sono le esigenze delle imprese e il sistema di formazione. Oggi scontiamo la mancanza di visione su questo punto, cioè su un sistema di istruzione e formazione che pedissequamente doveva seguire le esigenze delle imprese. Oggi il lavoro c'è, Un saldatore, un tornitore ha stipendi da 2.500 euro in su,
quindi uno stipendio più che dignitoso. Non ci sono né tornitori né saldatori. Evidentemente c'è un problema di formazione, di struttura del nostro sistema di formazione che ci ha portato a questa situazione. Oggi invertire la rotta costerà tempo ed è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Costerà tempo e costerà investimenti, ma la rotta va inevitabilmente mutata e subito. Diversamente ci troveremo nella kafkiana e paradossale situazione in cui il lavoro c'è, ma non c'è nessuno che intende farlo. Perché? Perché correttamente, come veniva detto prima, chi esce dall'università, qualsiasi tipo di università essa sia, pretende di avere un trattamento economico dignitoso che non troverà mai, semplicemente perché la domanda per quel tipo di professione o è ormai satura o non esiste, e quindi la situazione qual è? Stare a casa con mamma e papà oppure emigrare all'estero. Oggi i giovani devono essere indirizzati da un corretto sistema di formazione e di istruzione ad assecondare quelle che sono le loro naturali inclinazioni, ma non possiamo oggi continuare a reggere una situazione nella quale c'è un totale scollamento tra quello che è l'esigenza di lavoro delle imprese e il sistema di formazione. Questo è il vero problema che è necessario risolvere. Ma di chi è la colpa se un ragazzo rifiuta anche 2.500 euro perché non vuole fare il tornitore, vuole fare qualcos'altro? Semplicemente perché non lo sa fare il tornitore, probabilmente rifiuta, o semplicemente non ne va alla ricerca. Il problema, ripeto, è un problema sistemico. In 20 anni non abbiamo investito sulle scuole di formazione. L'unico esempio di eccellenza, se vogliamo chiamarlo tale, rispetto alla situazione attuale è il Veneto, che negli ultimi anni ha fatto un sensibile lavoro di avvicinamento alle esigenze delle imprese del sistema di formazione professionale, ma ricordiamoci che se oggi non c'è questo aspetto, che se non c'è questo dialogo, ci ritroveremo sempre di più con persone che hanno una formazione non spendibile sul mercato. Tocchetto, è un problema di formazione, come diceva Maggio, o c'è anche il solito vecchio dibattito, si è dato troppo importanza ai licei e meno agli istituti professionali? Perché i ragazzi, magari alcuni ce ne sono perché non lo sanno fare, ma magari qualcuno che potrebbe anche iniziare questo percorso non lo inizia perché preferisce altri percorsi. È anche questo un fatto culturale che va cambiato? Ma allora, in parte, perché ho avuto proprio ieri sera un confronto con dei professori che insegnano alle professionali e mi dicono che purtroppo tanti ragazzi sottovalutano e, come dire, occupano un po' la scuola, che ormai boccia difficilmente, senza avere chiaramente l'idea di che cosa si vuole fare. Io parlavo con un professore che insegna al professionale per gli odontotecnici e mi diceva che molti ragazzi stranieri si impegnano tantissimo e hanno veramente fame e sanno che devono imparare un mestiere. Alcuni dei nostri ragazzi invece si parcheggeranno all'università dopo una scuola professionale senza avere ben chiare quali siano le cose. Quindi io penso che la nostra società sia una società in una fase molto complicata. Con questo non voglio dire che i nostri non abbiano voglia di fare, anzi tutt'altro. Ci sono delle buone scuole professionali e molti dei nostri vanno anche a lavorare, però io, al di là di quello che mi dicevano alcuni professori ieri sera, io penso e voglio ritornare al costo del lavoro, perché ha ragione Maggio quando dice alcune cose. Io quando ho iniziato a fare la pratica di avvocato tanti anni fa, i primi mesi non venivo pagata, ma poi mi davano un po' di soldi, perché gli avvocati, come dire, che guadagnavano bene, e all'epoca guadagnavano tutti bene, prima del 2000, e comunque riconoscevano il lavoro dei loro ragazzi che si tiravano su, quindi dei praticanti. Ora adesso nessuno paga i praticanti e comunque per loro la strada è grandemente in salita. Così vale anche per le scuole professionali. Se io tiro su un ragazzo e gli insegno a fare qualsiasi attività professionale, ma poi questo va dal carrozziere e viene sottopagato, lasciamo perdere i primi 6-7 mesi che devono capire dove sono, ma poi dopo, una volta che comunque tra la scuola e il carrozziere che gli insegna il mestiere, poi dopo questo ragazzo o ragazza darà del contributo nel lavoro, e se però viene sottopagato, questo di sicuro non aiuta il ragazzo che magari preferisce veramente lasciare tutto, andare all'estero dove
in gran parte dei nostri paesi all'estero sono strapagati. I camerieri in Australia qualche anno fa andavano moltissimi ragazzi in Australia, adesso è molto più complicato. Cioè passavano da qui ad avere 300 euro a lì ad avere intanto stipendi onorevoli, quindi che venivano pagati in dollari più o meno a come fossero 2000 euro per noi. Certo, il costo della vita è molto più alto, però forse noi dimentichiamo, o i datori di lavoro dimenticano, che se tu cresci dei tuoi ragazzi che poi possono essere utili per il tuo lavoro, per la tua azienda artigianale oppure per l'azienda nella quale lavorano, crei una classe che ti può aiutare e può lanciare il lavoro. Se viceversa, una volta usciti dalle scuole professionali, li tratti come fossero meno di zero, è ovvio che anche questi ragazzi sono demotivati. Allora magari quello che ha più fame si impegna di più perché in qualche modo cerca di diventare anche un piccolo artigiano, magari imprenditore di se stesso, e sono pochissimi. Ma gran parte invece purtroppo mollano e cercano di trovare anche delle soluzioni parassitarie delle quali noi stiamo discutendo adesso senza via d'uscita. Dico anche che adesso stiamo parlando dei giovani che si affacciano al lavoro, ma non dimentichiamoci di tutti i 40-50 anni che hanno perso il lavoro, che magari si sono separati, che hanno dovuto trovarsi casa, e che anche per loro, che magari hanno anche un'esperienza lavorativa importante, il fatto di essere sottopagati perché magari hanno professionalità basse è sempre la stessa questione, e cioè vengono sottopagati. Io ne vedo di poveri signori anche vicino ai 60 anni che di sera girano come i food trucker, come si dice, e girano a portare le pizze, e provo veramente, come dire, una grande angoscia per loro perché sono stanchi, hanno una certa età e purtroppo è l'unico lavoro che riescono a trovare. Cioè la questione del costo del lavoro e del rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, cioè una retribuzione giusta e adeguata per la qualità e professionalità, è sempre di più dimenticato, e questo è un problema della nostra società. Borgia voleva intervenire prima. Volevo intervenire su alcuni punti. Adesso arrivo anche da Maggio, andiamo un attimo da Borgia. Allora, poi... sfatiamo il mito adesso, perché le ho sentite tutte, però che i ragazzi stranieri abbiano voglia di lavorare e voglia di impegnarsi e i nostri italiani invece si grattano, credo che sia questo, comunque. Avvocato ha detto questo, credo che sia su un altro pianeta. Dopodiché, anche perché me lo insegna lei, come dire, non c'entra niente l'etnia, c'entra la voglia di fare, se uno ce l'ha o se non ce l'ha, a prescindere dal colore della pelle. Quindi su questo, perché sennò poi andiamo su altri temi e su altri settori, e lì si apre, come dire, tutta una serie di questioni. Ma detto questo, vorrei ricordare anche che, come dice lei, il carrozziere, il meccanico, non è che paga poco, è che paga il 60-70% di tasse sullo stipendio. Vuol dire che se dà uno stipendio di 1100 euro al povero carrozziere, che non credo, come dire, navighi nell'oro, costa almeno il doppio, quindi costa 2200 euro, perché 1100 euro li lascia direttamente allo stadio. Certo, per la previdenza, le tasse, però in Australia purtroppo, anzi per fortuna per loro, non ha questo sistema fiscale, per cui c'è molto più netto rispetto al lordo. E poi, altro tema, ricordiamo una cosa: Luxottica, per andare in Luxottica c'è la fila, cioè non c'è, lì non hanno problemi di personale, vengono o non vengono, c'è la fila, perché Luxottica, e pace all'anima sua, a uno dei migliori imprenditori che abbiamo avuto in questo paese, Leonardo Del Vecchio, ha basato la sua, come dire, vision sul welfare aziendale. Quindi i lavoratori venivano pagati bene, venivano sostenute le loro famiglie, e c'era un entusiasmo all'interno di quell'azienda dove tutti si sentivano partecipi. È questo il modello vincente, e Leonardo Del Vecchio nel giorno della sua dipartita è stato osannato
dai suoi dipendenti, dagli operai, non dai quadri o dai dirigenti, anche da loro, ma soprattutto dai dipendenti, perché i dipendenti si svegliavano al mattino contenti di andare in azienda, perché si sentivano parte integrante di un grande progetto e venivano pagati bene, bene. Questo welfare aziendale costa fatica, costa soldi per gli imprenditori, sicuramente per i grandi manager, ma alla fine si ha un'azienda che funziona. Non avevano problemi di personale. Io, guardi, le faccio un esempio banale. Conoscevo 2 persone che tutte e 2 avevano mandato il contratto a Luxottica. Una è stata presa, una no. Quella che non è stata presa ancora oggi dice: se mi avesse preso Luxottica, e lavora in un'altra azienda del territorio che non dico, che non faccio il nome, ma diciamo di pari livello. Ma perché? Ecco, secondo me ci deve essere un mix, ci deve essere, come dire, una visione a lungo termine sul costo del lavoro, non voglio ribadirlo, per quanto riguarda gli imprenditori, sul welfare aziendale, ci deve essere armonia. Allora solo così, e diceva bene Maggio, non è possibile che oggi abbiamo praticanti che devono addirittura pagare per poter fare la pratica legale. È una vergogna, lo possiamo dire. Anzi, complimenti a tutti quegli studi legali che invece danno un contributo durante la pratica legale, danno stipendi, perché so di studi legali che danno stipendi e che come dire, regolarizzano subito dopo i propri praticanti, perché ecco, non vorrei che passasse che sono tutti uguali. Ci sono modi e modi di fare, c'è visione aziendale e visione aziendale, ci sono cose, come dire, c'è in questo paese purtroppo tante volte vediamo il negativo, ci sono anche esempi positivi, ne ho citato uno prima. Ecco, su questo in tutto questo dico, il governo dei migliori, ma dov'è? Perché io me lo domando, cioè il Vate Draghi, che doveva risolvere tutti i problemi di questo mondo, lui, banchiere che viene dalla finanza, che comunque sia a contezza, ha un ruolo importante istituzionale, purtroppo ad oggi, ma dopo ne parleremo, ci arriviamo. Oggi sì, è come dire, è legato alle decisioni dei partiti, a quello che decide Di Maio o Conte. Volevo chiedere a Maggio, così chiudiamo sul lavoro, visto che voleva parlare, poi andiamo proprio sulla questione governo, perché insomma la tensione resta alta. Maggio. Ma guardi, un dato molto semplice. Oggi il taxing wage, cioè il cuneo fiscale, quello che noi chiamiamo cuneo fiscale, la differenza tra la retribuzione netta e il costo del dipendente al datore di lavoro è del 46,5% contro una media dei paesi OSCE del 34%. Capiamo che con una differenza di 10 punti percentuali parlare di giovani che rimangono, giovani che non hanno voglia di lavorare è completamente superfluo, perché oggi quello che il lavoratore si mette in tasca rispetto a quello che il datore di lavoro lo paga è tremendamente più basso rispetto alla media della più gran parte dei paesi OSCE. Detto questo, si tratta di situazioni che ormai sono inveterate, che si trascinano da diversi governi e mi permetterà una battuta l'assessore Borgia dicendo Draghi probabilmente ha provato a metterci una pezza, non ce la sta mettendo fino in fondo per le situazioni che stiamo vedendo tutti i giorni con questo governo e soprattutto di responsabilità dei partiti che lo stanno sostenendo. Proviamo a pensare se una situazione di questo tipo dovesse essere gestita anche da uno soltanto dei litigiosi partiti che compongono oggi l'arco parlamentare. È complicato oggi formulare anche un semplice programma di governo per questo paese, data la situazione di crisi straordinaria che stiamo vivendo. Quindi io mi permetto sommessamente di dire oggi anche alla Tocchetto e a Borgia, forse non è escluso e non escluderei, e parlo a nome della mia forza politica anche, di rivalutare l'esperienza di questo governo come un governo di unità nazionale
che però deve essere lasciato operare e operare bene, proprio per finalmente porre rimedio a queste situazioni, ripeto, inveterate che si stanno ormai rincorrendo da troppi anni e che oggi stanno esplodendo. Abbiamo vissuto, e chiudo, negli ultimi 15 anni, 20 anni, nella convinzione che tutto si sarebbe risolto e che le grandi crisi che a più riprese gli esperti denunciavano sarebbero arrivate a conclusione in questo paese non si sarebbero mai realizzate. La politica ha vissuto in una bolla. Oggi questa bolla è esplosa e a pagarne il prezzo sono i cittadini. E a proposito di questo, del governo, insomma, di unità nazionale, questo dovrebbe essere poi il significato di questo governo, quindi un governo compatto che decide al di là di quelle che sono le convinzioni politiche. Il problema resta la tensione col Movimento 5 Stelle, che non è conclusa, anche perché sostanzialmente Conte, in un documento consegnato a Draghi, chiede tra i vari punti un scostamento di 20 miliardi di extra deficit, uno scostamento di bilancio per l'Italia, scrivendo in un punto: la crisi in atto richiede un intervento straordinario, ampio e organico a favore di famiglie e imprese, un bonus a 200 euro non vale a risolvere i gravi problemi e quindi c'è bisogno di un extra deficit di 20 miliardi. Ovviamente Draghi risponde no, perché dice sostanzialmente l'Italia è già in debito, non possiamo fare altro debito. Resta il fatto che giovedì in Senato si vota la fiducia al decreto aiuti e se come pare il Movimento 5 Stelle per un'altra questione, ma anche per queste, cioè la norma sull'inceneritore di Roma contestata ai 5 Stelle, se i 5 Stelle dovessero lasciare l'Aula durante questo voto, non è improbabile, tra i vari scenari, che Draghi salga al Quirinale. Quindi insomma, perché sostanzialmente dice non si fa il governo se non ci sono i Movimenti 5 Stelle. Tocchetto, si è appesi a quelle che sono le richieste del Movimento 5 Stelle per questo governo. Che sta succedendo? Non è più un governo di unità nazionale. Cosa dice? Allora, replico un attimo solo all'assessore dicendo che io non ho detto che i nostri ragazzi non hanno voglia di lavorare, ho detto che in alcuni casi ci sono dei ragazzi che hanno più fame e si danno più da fare. Per arrivare alla sua domanda, allora, purtroppo iniziamo la campagna elettorale ben prima di gennaio, visto che credo che sia una delle poche volte che si sa che si voterà il 28 maggio. Quindi questo comincia ad allarmare, perché i 5 Stelle vedono che se vanno all'opposizione forse possono avere qualche punto in più e poter, diciamo così, avere qualche deputato in più. Io penso che alla fine voteranno tutti pur di non far cadere questo governo, e anche, ripeto, il fatto è che andare a elezioni significa che non abbiamo più 935 deputati, ma ne avremo 600. Purtroppo, come dire, a una domanda seria fatta da lei, direttore, io devo rispondere con le piccolezze della nostra realtà, perché in questo momento qua anche Conte gioca su più tavoli e seppur Letta in qualche modo cerca, come dire, di aprire un dialogo serio dicendo le elezioni sono più o meno fra un po' di mesi e dobbiamo creare e costruire un programma di governo, qui il rischio è che invece sia tutto come dire, rotto, perché se noi al governo Draghi di larga coalizione e governo di unità nazionale, dove il partito più importante, diciamo così, il Partito Democratico e quello che rimane dei 5 Stelle è in difficoltà, dall'altra parte non vedo una coalizione serena, perché Totti si fa il suo partitino, la Meloni sta urlando giustamente da parte sua dicendo io sono quella che pesa di più e voglio fare come dire il premier. Forza Italia e Lega se ne guardano bene di rispondere, e in questo momento qua c'è un grande centro che potrebbe essere stimato al 20% ma arriva al 3%, e quindi io penso che il 29 maggio del prossimo anno avremo ancora un Draghi o uno per esso che dovrà
comporre un governo che, anche se viene nominato ovviamente dal Presidente della Repubblica, perché le coalizioni sia da una parte che dall'altra sono in serie difficoltà, e per arrivare al 51%, cioè per governare questo paese, non ce la fa da sola la Meloni che ha il 22%, non ce la facciamo noi da soli PD che oscilliamo tra il 21 e il 22% anche noi, non ce la fanno i 5 Stelle che passano dal 33 al 7, 5 o 12%, non ce la fa nessuno, e per governare bisogna avere una coalizione. Allora, io credo che prima dei famosi voti di fiducia tutti alzano le bandiere e cercano di portare a casa qualcosa di più, ma al voto di fiducia tutti voteranno sicuramente perché vogliono mantenere almeno per altri mesi il posto in Parlamento, perché sono anche convinta che se Draghi va al Quirinale difficilmente Mattarella riuscirà a convincerlo a fare un Draghi bis, e il rischio di andare a elezioni ad ottobre è altissimo, cosa che almeno 300 deputati sui 900 non vorrebbero. Quindi, a fronte di problematiche serie che abbiamo, seppur con visioni diverse, affrontato in quest'ora di dibattito, e cioè in primis il costo del lavoro e lo sgravio per gli imprenditori, noi ci troviamo con una classe parlamentare che in questo momento qua fa le bizze in un momento in cui ci vorrebbe più serietà, e lo dico non tanto per il mio partito, ma lo dico per il fatto che bisognerebbe avere meno mal di pancia ed essere più seri in un momento di grave difficoltà come quella che stiamo affrontando, e con un autunno che sarà drammatico. Borgia. Guardi, cerco di essere il più chiaro possibile. La politica è una cosa seria e non possiamo permetterci di stare, come dire, a guardare cosa fa Conte, cosa fa Di Maio, attendendo le loro decisioni. Cioè, purtroppo, come dire, siamo arrivati in una situazione veramente paradossale. È un governo che non ha niente in comune, non ha valori, non ha idee, non ha progetti, non ha programmi. Sta in piedi solo ed esclusivamente per la poltrona. Anzi, le dirò di più, vado oltre quello che dice giustamente l'avvocato Tocchetto. Attendono di ricevere il vitalizio, mi pare che manchino pochi giorni, no? Perché dovrebbero essere 4 anni, 8 mesi, 6 giorni, una cosa del genere, adesso vado a memoria, ecco. Quindi attendono quello, perché il governo, se ci fossero delle persone serie, e all'interno dei 5 Stelle, se fossero coerenti, ma loro purtroppo non sono coerenti. Cioè, in questi anni gli ho sentito dire tutto il contrario di tutto, solo ed esclusivamente per mantenere la poltrona. Io fossi negli alleati di centrodestra, nel 5 Stelle, ma anche nel PD, staccherei la spina, perché stanno insieme, ma quale unità nazionale, che litigano tutti i giorni, hanno fatto scissioni, discussioni. E poi, per quanto riguarda i 5 Stelle, guardi, quando si mandano in Parlamento persone elette online con 10 voti, questo è il risultato, perché questi non hanno esperienza neanche di amministrare il proprio condominio, ma cosa vogliono amministrare l'Italia? Sono dei cialtroni, perché vede, politica, che dicevo all'inizio, è una cosa seria. Io ho incominciato a 15 anni a scuola a fare politica, nella sezione di Alleanza Nazionale, immagino la Tocchetto nel suo dipartito, e Maggio anche, siamo stati in mezzo alla gente, ci siamo fatti eleggere, abbiamo capito come funziona la macchina amministrativa, ancora dobbiamo imparare, perché si impara sempre quotidianamente. Questi invece hanno fatto un video come fossero ai provini del Grande Fratello, si sono fatti votare da 10 persone e sono state messe in Parlamento. Allora, dico alla politica di fare una cosa seria, hanno ancora qualche mese di fare una legge elettorale seria, ok? Se non vogliono il maggioritario, se non vogliono questa legge elettorale, perché no, non vogliono questa perché giustamente è a vantaggio di chi i voti li prende realmente, come per esempio Fratelli d'Italia, ma come lo stesso PD, ecco, facessero una cosa seria. C'è una bellissima legge che si può applicare, ci vuole del tempo, bisogna modificarla, che è la legge dei sindaci. Coalizioni, primo turno, i due, il miglior vincente e il miglior perdente vanno al ballottaggio,
e chi vince governa per 5 anni. Questo bisogna fare, non è complicato. Ci hanno provato anche in passato e bisogna mettere le preferenze, perché i cittadini devono scrivere, devono essere rappresentati da persone a cui si dà fiducia, e dopo 5 anni, se hanno riposto la fiducia in modo sbagliato, perché quel parlamentare non ha portato risultati sul territorio, si manda a casa. Chiarissimo. Non che le segreterie di partito decidono chi va in Parlamento in base a tutta una serie di ragionamenti. Chiarissimo Borgia. Sentiamo Maggio perché abbiamo 4 minuti. Maggio, allora la sua considerazione su quello che potrebbe accadere e anche su questo, sull'ultima cosa che ha detto Borgia, insomma sulla legge elettorale da cambiare. Ma guardi, su quello che potrebbe accadere, pur avendo poca fiducia su chi oggi sta aprendo vari fronti di crisi, credo che nessuno abbia il coraggio e l'ardire di mandare a casa un governo con tutte le criticità del caso in un momento così difficile. Se così fosse, spero vivamente che i cittadini prendano atto dei responsabili di una scelta così scellerata. Dopodiché, d'accordo su quello che diceva il collega Borgia, una riforma elettorale seria che sia definitiva però, perché negli ultimi 10 anni credo che abbiamo cambiato 5 leggi elettorali, e che premi la meritocrazia, il merito e gli amministratori locali, cioè chi oggi sta e rimarrà sulla prima linea delle risposte ai cittadini e sulla prima linea dei problemi. Benissimo, grazie. Immagino che poi siamo tutti d'accordo, insomma, una legge elettorale che, come si suol dire, la sera delle elezioni faccia capire chi ha vinto e chi non ha vinto, perché nelle ultime elezioni, insomma, purtroppo non si è capito e si è visto, insomma, poi a cosa ha portato. Allora, siamo davvero in chiusura. Ringrazio Antonella Tocchetto, ringrazio Claudio Borgia e ringrazio Fabio Maggio per essere stati con noi. Grazie anche a voi per averci seguito. Io vi ricordo, come sempre, l'appuntamento delle 18:30 con il telegiornale del Veneto, a seguire le informazioni da Venezia e poi da Treviso. Grazie per averci seguito e arrivederci.